Cominciamo perché, come avrete potuto vedere dal programma, abbiamo due collegamenti in streaming e in Skype questa mattina, per cui ovviamente abbiamo delle scadenze anche tecniche con il dottor Blasi a Roma e con il professor Frascarelli, sempre a Roma. Allora, la giornata di oggi è il sesto incontro per il partenariato sul programma di sviluppo rurale e rappresenta l'avvio della seconda fase. Abbiamo concluso la prima dedicata all'analisi di contesto, alla SWOT e alla valutazione e rilevazione dei fabbisogni del sistema agricolo rurale del Veneto. Si tratta ora di cominciare a ripartire dal quadro dei fabbisogni. Avete in cartellina il quadro dei fabbisogni riconfigurati sulla base delle osservazioni del partenariato, delle raccomandazioni di AgriConsulting e di tutte le valutazioni ulteriori che sono state fatte dopo agosto, anche rispetto al quadro delle disposizioni che va perfezionandosi via via da parte dell'Unione Europea. E vedremo poi questa mattina anche qual è il punto, anzi questo sarà l'oggetto proprio dell'intervento del dottor Blasi in particolare. Mentre il professor Frascarelli, ci darà una panoramica del regolamento FEASR, puntando in particolare sulle novità che sono state magari introdotte proprio nella fase di negoziato, e non sono poche, sono anche rilevanti talune. E in seguito a questo poi potrete anche interloquire direttamente, vedremo, speriamo di mantenere i due collegamenti, ma almeno con l'ultimo, col professor Frascarelli, per eventuali domande da porre direttamente, anche tecniche, diciamo. Dopo questa prima introduzione che ci servirà per aggiornarci un po' tutti sullo stato attuale del quadro di riferimento normativo, passeremo a valutare il lavoro che è stato fatto sull'analisi e sui fabbisogni da parte del dottor Cecchinato, dell'autorità di gestione, e ci sarà un intervento del valutatore di AgriConsulting, che ha svolto già in questa fase un ruolo determinante nel verificare la coerenza di quello che è stato fatto. Vedremo quanto puntuale è questo tipo di lavoro, che viene espressamente richiesto ormai dai regolamenti e dalla Commissione, per passare poi all'intervento del commissario, il dottor Andrea Comacchio, che ci presenterà l'impostazione, il processo e gli strumenti per la pianificazione strategica del PSR. Diciamo che questo intervento racchiuderà anche poi quello che è segnalato come l'intervento finale, che riguarda un po' il programma, cioè le attività che ci proponiamo di fare da qua a dicembre, proprio per valutare quanto viene proposto oggi e nelle giornate successive, che sono programmate per il 4 dicembre, 11 dicembre e 18 dicembre. Io direi quindi che possiamo avviare i lavori in maniera tale poi da essere anche rispondenti alle chiamate che abbiamo in linea, e quindi lascio ovviamente la parola all'assessore Franco Manzato, che ci introdurrà i lavori di questa mattinata. Siamo collegati in streaming, quindi prego tutti i relatori di parlare al microfono, ovviamente. Grazie, buongiorno a tutti, benvenuti intanto a questa seconda fase. Io leggerò velocemente il testo, che deve rimanere a verbale rispetto anche alle priorità di questa, dello sviluppo rurale, per poi velocemente chiudere e dare la parola al dottor Blasi, che è in collegamento. Allora, voglio ringraziare tutti i presenti, chi è qui e quanti sono collegati in streaming, per voler condividere con noi le riflessioni di oggi sul futuro programma di sviluppo rurale. Un ringraziamento particolare voglio inoltre porgere al dottor Blasi del Ministero e al professor Frascarelli, che ci aiuteranno a fare un po' di chiarezza sul dibattito in corso, sulle questioni che stiamo affrontando a livello nazionale riguardo l'accordo di partenariato, la destinazione e il riparto delle risorse e i principali temi sui quali il confronto tra regioni e Ministero si sta sviluppando. Un ringraziamento doveroso innanzitutto va a tutto il partenariato, la buona presenza, i seminari organizzati con la collaborazione di Veneto Agricoltura. Questa massiccia partecipazione ci ha un po' colto di sorpresa, ed è stato comunque un gran lavoro quello di classificare le osservazioni e le proposte, valutarle e soprattutto raccoglierne le indicazioni. Nel proseguo della giornata vi daremo conto di questa attività, vi illustreremo il processo di elaborazione che abbiamo operato sui fabbisogni e che ci ha portato ad una sintesi finale di 32 fabbisogni. Sul portale del Piave sono pervenute 416 osservazioni ai fabbisogni presentati dalla Regione, da ulteriori 85 proposte di nuovi fabbisogni. 4 priorità del programma di sviluppo rurale 2014-2020.
Europa 2020 parla di una crescita intelligente, riassumendola in 4 linee strategiche, le stesse priorità strategiche individuate dall'agenda della conferenza del 2011. Competitività, al massimo la nostra qualità principale, la risorsa umana, la nostra creatività, l'imprenditorialità, la capacità individuale e collettiva di fare impresa a fronte di maggiori costi che hanno le imprese italiane e venete. Innovazione. Non si tratta solo di innovazione tecnologica, le nostre imprese agricole, agroalimentari, boschive devono cercare di lavorare insieme, di aggregarsi, di competere in termini di costi, di produttività e di offerta, arricchire i prodotti con contenuti nuovi. Sostenibilità. La conservazione dell'ambiente e il mantenimento del paesaggio non possono prescindere dal coinvolgimento diretto di chi gestisce i terreni agricoli e boschivi. Un riconoscimento alle imprese attraverso il PSR per questo ruolo attivo di produzione di beni pubblici è quindi imprescindibile. Chi inquina paga ed è un principio comunitario, sacrosanto, ma noi dobbiamo superare questo approccio ed intervenire per sostenere i processi di produzione più sostenibili sia dal punto di vista climatico che ambientale, cercando di far conoscere e apprezzare questa sostenibilità al consumatore. Si traduce nello sforzo di raggiungere l'autosufficienza energetica, di impatti zero per i fitofarmaci, di mantenimento della biodiversità vegetale ed animale. Capacità di governo del sistema. Crescita inclusiva, individua la strategia per le aree interne, dare prova di sapersi organizzare rispetto al tema dello sviluppo integrato, della sostenibilità dei servizi alle imprese e alla popolazione, della diversificazione economica, darsi obiettivi concreti e concentrare le risorse su un'agenda territoriale locale con obiettivi sfidanti, misurabili, come per esempio i GAL e i PR. Come perseguire le 4 priorità? Attraverso gli orientamenti strategici. Territorializzazione, partire dalla classificazione di aree territoriali rurale, di area svantaggiata, di aree ambientalmente significative che vogliamo valorizzare. Significa riconoscere e valorizzarne la specificità. Cooperazione, a tutti i livelli di cooperazione tra pubblico e privato, tra territori, tra operatori agricoli e non, tra imprese agricole e agroindustriali. Integrazione, misure e interventi dovranno il più delle volte essere integrati tra di loro o con altri fondi nel quadro strategico o provenienti dal complesso della PAC. Concentrazione e selettività, evitare finanziamenti a pioggia, quello che non ha funzionato nell'attuale PSR in termini di efficacia e risultati, se non è ritenuto strategico non verrà riproposto. Anche all'interno di quello che verrà finanziato dovremo applicare una selezione in base alla qualità e all'efficacia dei progetti. Progettualità, dobbiamo rafforzare gli strumenti, la capacità di verifica progettuale, ma soprattutto progettisti e richiedenti devono cooperare per presentare il miglior progetto. Sostenibilità ed efficacia gestionale. Sostenibilità economica, innanzitutto degli interventi che si propongono, sostenibilità amministrativa ed efficacia nella gestione. Gli interventi devono essere sempre valutati alla luce dei costi connessi per le imprese, per il sistema di supporto alle imprese, come anche dei costi della pubblica amministrazione. Con questo PSR abbiamo cercato di usare fino all'ultimo centesimo le risorse che l'Unione Europea ci ha dato e abbiamo dimostrato di aver perseguito la qualità e l'efficacia della spesa. Per la prossima programmazione si tratterà di avere risorse adeguate per sostenere le politiche che abbiamo descritto. Stiamo cercando di portare nel Veneto quante più risorse possibili. Il partenariato ha un ruolo di far emergere le potenzialità e le risorse che abbiamo a disposizione. Ecco, io credo che questa seconda fase sia una fase determinante perché dopo la fase di confronto cercheremo adesso di costruire le linee strategiche perché poi bisogna interpretare nel miglior modo possibile le esigenze del territorio cercando di fare sintesi. Noi lo stiamo facendo anche ovviamente non solo attraverso il partenariato ma anche attraverso i forum che stiamo interni all'interno del quale ci stiamo confrontando, creando anche strumenti finanziari che in qualche modo possano accompagnare l'idea che vogliamo costruire per il nuovo futuro dell'agricoltura del nostro territorio. Quindi io vi faccio veramente un in bocca al lupo, lavoriamo come abbiamo fatto fino adesso e cerchiamo di portare tutte le intelligenze che abbiamo a disposizione del mondo agricolo. Grazie a tutti. Bene, allora l'assessore ha dato le coordinate per la giornata, sono delle parole che ritroveremo poi nei interventi successivi. Il quadro complessivo molto complesso ma anche molto preciso e puntuale, vedremo dopo di capire ancora di più come si
colloca sia rispetto al quadro degli obiettivi comunitari sia rispetto alla impostazione strategica che ci aspetta per i prossimi mesi. Salutiamo anche tutti coloro che sono collegati in streaming in questo momento. Come abbiamo visto nelle passate giornate è cresciuto moltissimo l'accesso, questo quindi ci conferma l'utilità e l'opportunità di continuare a utilizzare questi strumenti che anche presso il nostro sistema devono acquisire sempre di più un peso e un valore e darci modo di economizzare anche poi tutte le attività, anche e soprattutto dei soggetti privati che sono dispersi sul territorio regionale. La documentazione che presenteremo oggi in parte l'avete in cartellina, in parte sarà consegnata anche prima dell'uscita, alcune presentazioni, e nei prossimi giorni sarà disponibile direttamente sul portale che è stato attrezzato e che avete già utilizzato per la prima parte della consultazione. Direi che siamo completamente in orario, e quindi già questo è un ottimo preludio per la giornata. E quindi passiamo al collegamento col dottor Blasi del Ministero Politiche Agricole e Forestali. Diciamo che conoscete tutti il dottor Blasi è il responsabile del Dipartimento che segue tra le tante altre cose anche lo sviluppo rurale, quindi potrà darci in maniera anche molto puntuale e aggiornata tutti i riferimenti di come sta procedendo il negoziato, e speriamo di avere anche qualche notizia rispetto alla pubblicazione dei regolamenti, a quando sarà conclusa questa fase che necessita anche per noi di avere dei punti fissi su cui lavorare anche in maniera un po' più certa. Quindi se il collegamento può partire, saluto intanto il dottor Blasi, col quale ci siamo sentiti poco fa. Dottor Blasi, mi sente? Sì, vi sento. Voi sentite me? Sì, sentiamo, per il momento forte e chiaro, quindi mi pare che possiamo cominciare. Ho già introdotto il suo intervento, quindi i partecipanti di oggi la salutano e la ringraziano per questa sua partecipazione. Quindi le lascio la parola, avremo anche un paio di slide che dovremo riuscire a proiettare mentre procederà il suo intervento. Buona giornata e buon lavoro, grazie. Allora, mi sentite? Procedo così? Sì, direi che può andare, si sente. Speriamo che il collegamento tenga e non ci siano intralci tecnici. Intanto grazie per questa opportunità, buongiorno a tutti, saluto l'assessore che l'ho sentito in collegamento streaming, anche se mi pare un po' affollato, quindi diventa un po' difficile seguire via streaming, probabilmente anche per difficoltà di collegamento nostro. Saluto tutti i colleghi regionali con i quali siamo in contatto, lavoriamo da tantissimo tempo, e tutti i partecipanti a questa importante giornata di lavoro che affronta il tema diciamo della redazione del nuovo programma di sviluppo rurale. Allora, io strutturerei il mio intervento cercando di essere il più sintetico possibile e cercando anche di fare un po' di chiarezza su quelli che sono gli aspetti su cui in questa fase siamo più impegnati una volta concluso il dibattito a livello comunitario, perché sapete ieri c'è stata la votazione finale del Parlamento europeo sul quadro finanziario pluriennale, sul bilancio comunitario, cosa che non potevamo dare per scontato, perché in assenza di questa votazione di fatto non sarebbe partita la macchina organizzativa e programmatoria, perché in assenza di bilancio di fatto, come succede in tutte le amministrazioni, non si può fare niente. Quindi finalmente questo aspetto si è finito, quindi adesso verranno votati tutti i regolamenti comunitari in maniera tale che avremo un quadro giuridico ben delineato, e questo ci dovrà permettere di lavorare al meglio nei prossimi giorni. Come siamo messi a livello di politica agricola comune? Diciamo, sappiamo che siamo impegnati in questa fase nel dibattito Stato, Regioni e coinvolgimento di tutto il mondo del partenariato, in particolare le organizzazioni professionali, soprattutto per quanto concerne gli aspetti finanziari a cui sono legati poi tutte le decisioni che ciascuno di noi dovrà assumere. Un focus particolare lo devo fare sull'accordo di partenariato, perché
siamo andati piuttosto piano nel negoziato, o meglio, è un lavoro tecnico che ci vede coinvolti da moltissimo tempo, hanno partecipato praticamente tutti alla stesura di questo documento. C'è chi ha minore o maggiore soddisfazione rispetto a quelle, alle aspettative che aveva all'inizio, e così come questo qui, come sono state riportate all'interno di questo documento. Ora però dobbiamo accelerare decisamente i lavori, perché a noi risulta che ci sia proprio un impegno ben preciso da parte del Presidente del Consiglio Letta nei confronti di Barroso per presentare l'accordo di partenariato a Bruxelles nei primissimi giorni del mese di dicembre. Questo perché? Perché da quello che ci dicono gli amici comunitari noi saremmo praticamente quasi gli ultimi, anche se non fossimo gli ultimi, comunque essendo un paese che ha una importante dotazione finanziaria su tutto il pacchetto dei fondi strutturali dello sviluppo rurale, comunque non può l'Italia arrivare troppo lunga rispetto a questa importante scadenza. Allora, se questo dovesse essere, e quindi sicuramente sarà così, il mondo agricolo, quindi il Ministero, Regioni e tutto il partenariato devono accelerare assolutamente la fase di definizione degli elementi fondamentali che devono andare a essere inseriti nell'accordo di partenariato. E faccio riferimento in modo particolare, oltre alle cosiddette condizionalità ex ante, che sono aspetti tecnici su cui comunque il confronto ormai è avviato e in buonissima fase, in avanzata fase di lavorazione, però dobbiamo assumere decisioni per quanto riguarda l'aspetto dotazione finanziaria. Quindi noi dobbiamo decidere dove vogliamo mettere le risorse, con le risorse che abbiamo a disposizione, quanti programmi vogliamo fare, che assetti assumere, quindi dobbiamo praticamente nel giro di una quindicina di giorni chiudere tutta questa vicenda legata all'aspetto finanziario. Ora sappiamo pure che non è così semplice chiudere questa fase, perché in ambito conferenza Stato-Regioni diciamo, il tema finanziario sullo sviluppo rurale è fortemente connesso, visto in maniera molto, molto collegata a quella che è il pacchetto della dotazione sul primo pilastro, perché qualcuno auspica che se al primo pilastro dovessero arrivare degli scompensi per il discorso convergenza, evidentemente lo sviluppo rurale potrebbe arrivare in soccorso rispetto a questo tipo di attività. Partendo, diciamo, analizzando questa fase e a questo punto possiamo anche proiettare la prima slide, io non posso non ricordare che il sistema paese, così come è organizzato oggi, non è in grado di, diciamo, di assicurare un livello di spesa in grado di fornire certezze per quanto riguarda la possibilità di superare l'obiettivo di disimpegno. Non so se avete seguito le polemiche di questi giorni, però la Commissione ha diffuso i dati di spesa, mi pare riferiti alla metà di ottobre, al 15 ottobre, dai quali emerge che l'Italia è quartultima nella classifica della spesa comunitaria. Ovviamente peggio di noi hanno fatto solo Grecia, Bulgaria e Romania. Allora, non so se è visibile, però io ho preparato una slide dalla quale si evidenzia l'andamento della spesa dal 2009 al 2013 per quanto riguarda i programmi di sviluppo rurale di Italia, Francia e la media comunitaria. Dalla presentazione, insomma, non c'è bisogno di fare grandi commenti, però siamo 15 punti sotto la performance francese, e la performance francese tra l'altro non è assolutamente una delle migliori in assoluto, siamo 10 punti sotto la media comunitaria, ma soprattutto siamo ad un livello di spesa che ci accomuna a paesi con i quali in questa fase, insomma, non vorremmo essere sicuramente accomunati. Quindi questo elemento di difficoltà rappresenta anche un elemento di difficoltà che deve incidere sulle valutazioni da fare nel riparto dei fondi tra regioni. Se è possibile passerei all'altra slide che mette invece in evidenza
diciamo, una prospettiva temporale molto più lunga e prende a riferimento la fase 2000-2013. Perché ho preparato questo tipo diciamo, di grafico? Perché da questa citazione emerge chiaramente che nella fase 2000-2006 l'Italia è stata per un certo periodo al di sopra della media comunitaria della spesa. Siamo andati addirittura con il sistema finanziario unico, ricordo che in quella fase la gestione finanziaria dei programmi di sviluppo d'area era unitaria, le regioni che andavano meglio hanno potuto fare l'overbooking, tutti si sono vantati del fatto di aver potuto spendere meglio di altre regioni, però la sostanza è che a livello nazionale questo ha permesso di mantenere una performance finanziaria particolarmente elevata, addirittura in alcuni anni siamo riusciti a spendere le risorse che non riuscivano a spendere altri paesi, in particolare la Francia. In alcuni anni abbiamo fatto una performance migliore. Invece, passando dalla fase di programmazione 2007-2013, abbiamo un crollo drammatico della performance di spesa e qui avete rappresentato praticamente i punti di scostamento dalla media della spesa degli insiemi di PSR italiani rispetto alla media comunitaria. Allora, questo discorso per agganciarmi a cosa? Per agganciarmi a questo concetto che di fatto è molto semplice. Allora, noi rispetto alla dotazione 2007-2013 abbiamo a disposizione sullo sviluppo rurale 1,5 miliardi in più. Questi passiamo da circa 9 miliardi di euro di fondi comunitari della fase attuale che stiamo a chiudere a 10,5 miliardi di euro della fase 2007-2013. A questi 10,5 miliardi di euro si assommano altri 10,5 miliardi di euro di cofinanziamento nazionale. Allora, so che questo del cofinanziamento, poi magari se volete ci posso tornare, è un tema su cui non c'è molta chiarezza perché è stato trattato in legge di stabilità e nella legge di stabilità è previsto che diciamo, è prevista una dotazione finanziaria che lo Stato mette a disposizione per tutti i fondi, per l'intero periodo di programmazione, però non dice questi fondi vanno a cofinanziare cosa, quindi STFERS, Fondo Sociale, Fondo di Sviluppo Rurale o Pesca, c'è una dotazione finanziaria complessiva. L'unica cosa che dice, ed è un concetto molto importante, è che lo Stato per mantenere diciamo, per effettuare una programmazione di spesa e di gestione dei vari fondi comunitari assicura il cofinanziamento statale nella misura del 70% della quota nazionale, mentre, questo chiaramente per i programmi regionali, mentre il restante 30% della quota nazionale deve essere assicurato dalle regioni. Allora, questo aspetto diciamo, questo aspetto della norma è il risultato diretto di un accordo politico che è stato stipulato diciamo, pochi giorni prima della stesura della norma che riguarda diciamo, la legge di stabilità, accordo politico a cui hanno preso parte una delegazione dei presidenti delle regioni, il ministro Trigiglia e il ministro Saccomanni, quindi due ministri del governo, i rappresentanti del governo e una delegazione diciamo, di cui non ricordo la composizione, di presidenti in rappresentanza della conferenza Stato-Regioni. Nell'ambito di questo accordo non è che si sta chiedendo di più alle regioni in termini di partecipazione. La maggiore partecipazione delle regioni è direttamente proporzionale al fatto che lo Stato mette più soldi come cofinanziamento nazionale nel centro-nord. Poi se volete magari ci entreremo più nel dettaglio, però questo diciamo, è un accordo che è servito a definire dei saldi sui quali poi fare i conti nella fase di programmazione che stiamo ad avviare. Il fatto importante, comunque l'ho detto in diverse occasioni, lo ripeto in questo contesto, è che mediamente a livello nazionale, questo è l'accordo che abbiamo raggiunto tra il Ministero dell'Agricoltura e il Ministero dell'Economia, a livello complessivo nazionale noi avremo un cofinanziamento comunitario a cui corrisponde un cofinanziamento nazionale nel suo complesso composto da 70 e 30 pari al 50-50. Chiaramente questo tipo di equilibrio
sarà completamente diverso a seconda della collocazione e dell'appartenenza delle varie regioni. Noi sappiamo che partiamo già da oggi da una percentuale di cofinanziamento nazionale più alta delle regioni del centro-nord, mentre le regioni della convergenza hanno un cofinanziamento nazionale più basso, ma questa è la conseguenza diretta dei regolamenti comunitari che sono cambiati e che tendenzialmente hanno previsto un innalzamento della quota di cofinanziamento comunitario. Questo per dire che nonostante la regolamentazione comunitaria sia cambiata, nonostante che le percentuali di cofinanziamento comunitario siano molto più alte rispetto al passato, a livello negoziale e politico tra agricoltura e Ministero dell'Economia abbiamo ottenuto un cofinanziamento mediamente nel complesso di tutte le regioni italiane 50-50, che è lo stesso equilibrio che c'era in questa fase di programmazione. Questo è molto importante perché significa che come risorse pubbliche per il sistema avremo 21 miliardi che gireranno attraverso i programmi di sviluppo rurale. Allora, chiaramente tutti questi temi dovranno essere presi in conto quando andremo a gestire il riparto dei fondi tra le regioni. È evidente che se il sistema al quale io non apporto nessun correttivo, oggi il sistema è basato unicamente su programmi regionali, non apporto nessun correttivo rispetto a questo assetto, ho un sistema che mi evidenzia delle grandi criticità, diciamo concentrate soprattutto su alcune regioni, le quali dimostrano di non poter riuscire a spendere più risorse di quelle che hanno oggi a disposizione. Allora a questo punto o intervengo attraverso criteri di riparto che tengano conto di questa situazione, oppure agisco diversificando le varie percentuali di cofinanziamento. Non c'è nessun'altra possibilità, perché non posso certamente sovralimentare una macchina che ha dimostrato di non poter camminare ad una velocità maggiore rispetto a quella che il sistema chiede di fare. Io chiaramente lo dico in questo contesto perché so di non essere smentito, il sistema Italia tecnicamente in disimpegno c'è già andato, formalmente non c'è andato perché nella fase di approccio al negoziato sulle prospettive finanziarie non potevamo assolutamente far rilevare situazioni di questo tipo, perché avrebbe indebolito fortemente la nostra posizione nei confronti dell'Unione Europea, ma noi sappiamo benissimo, sanno tutti i miei colleghi regionali, di aver spinto nella spesa su attività, misure perfettamente leggibili, diciamo, non abbiamo fatto niente di strano, ma sono misure su cui abbiamo speso più risorse rispetto al fabbisogno, e sappiamo che se quelle risorse poi non verranno utilizzate, ad esempio fondi di garanzia, una di queste, se quelle risorse non verranno utilizzate per, in questo caso, la dotazione di garanzie, sono risorse che verranno recuperate perché non spese. Quindi formalmente il disimpegno non c'è stato, ma diciamo nella sostanza, se non cambiano le cose, questo disimpegno ci sarà. Andiamo invece velocemente, anche perché il tempo passa, a quella che è la proposta, quella che è stata la proposta ministeriale fatta dal Ministro nell'ultimo incontro con le regioni per quanto riguarda soprattutto lo sviluppo rurale, perché sul primo pilastro diciamo, non era una vera e propria proposta, era semplicemente una lista di argomenti su cui era importante capire la tendenza, le posizioni, come si sarebbero manifestate, per poi permettere al Ministero di fare qualche simulazione e poter avanzare, diciamo, alla conferenza Stato-Regione. Allora, sul discorso dello sviluppo rurale invece la proposta, dicevo, è più strutturata, anche se abbastanza semplice, e si compone di due parti. La prima parte prevede una proposta sulla ripartizione finanziaria delle risorse e la seconda parte invece è quella su quali misure nazionali andremo a realizzare in un possibile programma nazionale di sviluppo rurale, perché questa è una delle novità della riforma, mentre in passato non era possibile, dal 2014-2020 sarà possibile far convivere una programmazione nazionale che si affianca a quelle regionali. Quindi, dato per scontato che nei singoli programmi regionali le regioni metteranno tutte le misure che hanno sempre inserito in questa fase di programmazione, vediamo invece sul programma nazionale quali possibili misure è possibile e utile
più efficace inserire per poter tener conto del fatto che è necessario fare sinergia tra azioni nazionali e azioni regionali. A livello di criteri di riparto, siccome la dotazione dello sviluppo rurale dalla Commissione europea, dall'Unione Europea, è stata assegnata all'Italia non sulla base di criteri oggettivi, sapete tutti che se avessimo seguito i criteri oggettivi nel riparto dei fondi avremmo subito dei danni inenarrabili per il fatto che nessun parametro oggettivo avrebbe portato ad una percentuale di riparto per il nostro Paese che è quella che ci è stata attribuita. Lo sviluppo rurale è stato però utilizzato come elemento di compensazione del fatto che l'Italia è contribuente netta al bilancio comunitario e anche del fatto che dal primo pilastro l'Italia, col sistema di convergenza che stava per essere deciso, comunque avrebbe subito un danno. E questo ha portato una dotazione aggiuntiva di 1,5 miliardi a cui facevo riferimento prima, che noi abbiamo proposto in questa struttura di proposta che è stata presentata alle regioni in maniera molto grossolana e molto banale. Abbiamo proposto di ripartire questi fondi alle regioni assegnando a ciascuna regione la dotazione attuale, quindi stessa dotazione della fase 2007-2013, poi si decide quali sono le risorse, quante risorse da destinare a quali misure nazionali che avremo inserito in una programmazione nazionale. Rispetto alla nostra proposta, che poi vado comunque a descrivere, rimane comunque a disposizione un tesoretto di risorse aggiuntive che dovrebbero essere utilizzati per da ripartire tra le varie regioni sulla base di criteri che devono essere decisi. Alcuni di questi criteri, se andiamo dietro al ragionamento di prima, devono essere sicuramente l'efficienza della spesa, perché non ha senso assegnare più risorse a chi non riesce a prendere quelle che ha, oppure per compensare situazioni specifiche come quelle che potrebbero generarsi se dal criterio di convergenza che verrà utilizzato nel primo pilastro si dovessero creare degli scompensi a cui non si riesce a porre rimedio per i fondi del primo pilastro. Le misure nazionali che abbiamo proposto sono di fatto 3, le vado a riassumere brevemente. La prima, la più importante, quella che è sicuramente condivisa perché non può essere diversamente, è il programma Gestione di Crisi, su cui abbiamo proposto un'assegnazione di 800 milioni di euro, a cui si sommeranno 800 milioni di euro di cofinanziamento nazionale. In questo caso il cofinanziamento nazionale sarà tutto del Ministero dell'Economia e Finanze, perché sui programmi nazionali ovviamente non c'è la partecipazione delle regioni. Questo servirà a dare continuità, sostanza, consistenza, a migliorare l'attuale piano assicurativo nazionale, che deve fare un salto di qualità, adesso senza che entriamo troppo nel dettaglio, altrimenti diventa troppo lunga la vicenda. Però in questo programma, oltre a questo, ci sarà sicuramente qualche strumento per la stabilizzazione del reddito, come i fondi di mutualità e via dicendo. Sono elementi innovativi che a cui la stessa Commissione non ha nemmeno pensato con profondità come farlo funzionare, però è importante prevedere l'attivazione di questi strumenti, anche se in questo momento non abbiamo le idee particolarmente chiare, perché da qui in avanti determinate condizioni potranno cambiare, potranno essere anche rivisti alcuni parametri che attualmente non rendono attivabili gli strumenti di stabilizzazione del reddito, ad esempio le regole del WTO del calo di PLV del 30% per far scattare l'eventuale intervento di un fondo di mutualità. Quindi dobbiamo comunque far partire il sistema, creare un programma che sia all'altezza della situazione e delle aspettative e poi prepararci a poterlo gestire nelle migliori condizioni possibili quando questi elementi di criticità che sono presenti potranno essere rivisti. Poi abbiamo previsto di finanziare la prosecuzione, non la prosecuzione del piano irriguo, ma di realizzare un programma di investimenti per infrastrutture nel settore dell'irrigazione. Qui non si tratta di bonifica, perché la bonifica sappiamo tutti che è un settore che abbraccia marginalmente l'agricoltura, ma è un contesto su cui non è corretto che si intervenga attraverso risorse dell'agricoltura. Chiaramente noi agricoli
ovviamente siamo i primi a dire che sulla bonifica deve intervenire la fiscalità generale, perché noi non possiamo sprecare, tra virgolette, le poche risorse che abbiamo per realizzare attività su un territorio che interviene. Però abbiamo comunque proposto alle regioni di dedicare 150 milioni di euro di fondi comunitari, a cui si affiancherebbero 250 milioni di euro di fondi nazionali, per realizzare un intervento a sostegno dell'irrigazione. Su questo so che c'è grande malcontento da parte delle regioni, ma noi insistiamo perché il sistema, se deve prendere decisioni di farlo adesso, non può farlo dopo, e non ci si può lamentare l'ennesima siccità, perché questi arrivano periodicamente. Oggi abbiamo le alluvioni, quindi abbiamo altri problemi, ma arriverà il momento in cui ci saranno stagioni siccitose, in cui l'agricoltura sarà il primo soggetto a pagare le conseguenze, e noi ci interrogheremo sul fatto se abbiamo fatto bene o male a non destinare delle risorse per potenziare l'irrigazione. So benissimo che la sensibilità su questo tema è molto diversa, però trovo francamente abbastanza originale l'attenzione di coloro che dicono: bene, allora mettiamolo, non lo facciamo in un programma nazionale, lo facciamo nel programma regionale. Benissimo, l'importante è che le regioni lo facciano, però so benissimo che una regione, per quanto abbia un programma particolarmente ambizioso, si troverà in difficoltà quando avrà una richiesta di investimento di 30-40 milioni di euro su un impianto, su un investimento molto importante, che si vede diciamo, erodere sul proprio programma una dotazione così rilevante, e voglio vedere come la mette con tutti gli altri soggetti che chiaramente credono visibilità nell'ambito di questo contesto. Quindi secondo noi è importante che si faccia un programma nazionale sul tema dell'irrigazione, perché altrimenti ci potremo trovare impreparati a fronte di problematiche che possono capitare in futuro. E ripeto, la crisi finanziaria in atto ci mette difficilmente nelle condizioni di poter chiedere al Ministero dell'Economia risorse nazionali per poter intervenire su questo tema. Loro ci dicono: avete una dotazione finanziaria importante, utilizzatela bene perché quella vi deve bastare. Ultimo tema su cui c'è molto contrasto, e settore su cui abbiamo chiesto di poter intervenire a livello di misura nazionale, è quello della biodiversità animale. L'abbiamo chiamato così, ma la biodiversità animale, su cui abbiamo chiesto di mettere 100 milioni di euro, a cui, ripeto, si affiancano sempre 100 milioni nazionali, per noi è il modo per poter intervenire massicciamente, sia a livello nazionale, sia a livello regionale, perché ognuno deve fare la sua parte, a sostegno della ristrutturazione del sistema della consulenza aziendale per rilanciare la zootecnia italiana. Non è una misura, dice, sostegno dell'AIA, perché l'AIA e tutto il sistema dell'associazione allevatori, se non si organizzano, non riusciranno a trovare visibilità né sulle misure nazionali né su quelle regionali. Dobbiamo però mettere a sistema tutto un programma di riorganizzazione per sostenere l'assistenza tecnica, che la chiamiamo consulenza agli allevatori, perché in questo momento non ce l'hanno. Di questa azione nazionale si deve affiancare la consulenza aziendale, che dovrà essere inserita all'interno dei singoli programmi di sviluppo rurale. Come dire, una parte la fa lo Stato da questo punto di vista e una parte la deve fare le regioni. È evidente che se in questo momento non c'è la sensibilità di questo tema per capire che questa è una possibile soluzione, è anche difficile poi poter ascoltare tutti coloro che presentano il Ministero all'incasso chiedendo: mi devi risolvere questo problema, perché non sarà possibile farlo in quanto il bilancio del Ministero negli ultimi anni ha subito dei tagli che, ad esempio, in questo settore i lavoratori sono evidentissimi, e in avanti non potrà essere che peggio la situazione. Io mi fermerei qui, chiaramente. Adesso non so se sono stato esaustivo, ho toccato tutti i punti che sono di interesse, però se rimango anche a discutere. Allora, grazie intanto dottor Blasi, credo che ci abbia dato diversi motivi per animare anche ulteriormente la giornata di oggi. Non possiamo trattenerci ulteriormente perché abbiamo anche il professor Frascarelli che poi ha un impegno, e quindi, anche se penso che forse qualche domanda, guardo
i miei riferimenti, ma credo che avremo modo di farcele anche, siccome sono anche molto tecniche, molto puntuali nei prossimi giorni. Quindi la ringrazio tanto per l'intervento e le auguro intanto buona giornata e buon lavoro sia da parte mia che da parte di tutti i presenti. Voi saluto tutti, buon lavoro. Arrivederci, grazie. Bene, spero che si sia sentito abbastanza bene, insomma il collegamento non era malaccio, però purtroppo non è sempre facile seguire in questo modo e non avremmo voluto fare i due interventi successivamente, però anche il professor Frascarelli aveva questa mattina una importante riunione nel suo gruppo di lavoro, per cui ci ha dato questa disponibilità di poterlo fare prima delle 11. Allora, sul piatto il dottor Blasi ha messo molte cose, alcune anche molto tecniche. Diciamo che credo che poi nell'intervento, soprattutto quello conclusivo di Comacchio, le criticità che abbiamo di fronte per poter pensare, definire, impostare una strategia in maniera non certamente serena sarebbe pretendere troppo, ma in qualche modo rassicurante. Le criticità sono molte, a partire vabbè, dal riparto finanziario sul quale adesso si stanno aprendo qualche fronte, ma poi anche su tutta una serie di dinamiche, di scelte che dovranno essere prese a livello nazionale. È abbastanza preoccupante, a mio avviso, la scadenza che ci viene riproposta oggi sull'accordo di partenariato, perché non più tardi di 10 giorni fa io a Roma avevo avuto una scadenza del 31 dicembre che già era proibitiva, oggi Blasi ci dice primi giorni di dicembre. E su quel versante noi sappiamo che come agricoltura, come FEASR rischiamo abbastanza, perché è un strumento di progettazione, di programmazione che è gestito prioritariamente a livello FESR e FSE e al quale il FEASR ha dovuto anche adattarsi anche per la sua impostazione che è molto, molto particolare. Per cui le richieste che ci vengono fatte oggi chiaramente sono abbastanza ulteriormente preoccupanti e vedremo comunque nei prossimi giorni di rispondere a quanto ci viene richiesto. Certo che pensare a dislocazioni finanziarie nel momento in cui stiamo impostando la strategia sicuramente è un controsenso abbastanza evidente, insomma. Allora, proviamo a sentire Frascarelli, che è stato molto disponibile e anzi contento, come ci ha detto lui, di poter essere presente a uno delle nostre incontri. A lui avevamo chiesto quindi, dopo questo aggiornamento sullo stato del negoziato, di darci qualche informazione anche puntuale e tecnica sul regolamento, che ormai dovrebbe essere pubblicato entro il mese di dicembre, quindi nelle versioni in revisione che stanno circolando in queste settimane dovrebbe essere abbastanza consolidato. Dicevo anche prima che ci sono comunque state diverse novità in questi mesi sulla base dei lavori sia della Commissione e soprattutto dell'intervento del Parlamento, che sapete da questa fase di programmazione partecipa direttamente all'approvazione del pacchetto legale, e quindi diverse novità sono derivate, sono state introdotte anche attraverso il passaggio in Parlamento, nel Parlamento europeo. Stranamente non era ancora successo, vedo che forse c'è qualche problema, proviamo a aspettare un secondo. Sì, siamo un pelo in ritardo sull'accordo, ma l'avevamo sentito pochi minuti fa, per cui... Sì.
Allora, mi pare che il collegamento stia partendo. Un altro aspetto che era stato richiamato poco fa da dottor Blasi, che forse meriterà qualche chiarimento magari nel corso della giornata e nel corso delle prossime giornate, è quel complicato discorso sul cofinanziamento anche nazionale, che credo sia abbastanza importante comprendere unitamente alle percentuali di finanziamento europee, cioè la parte che va finanziata dall'Europa, la parte che va finanziata dallo Stato, la parte che va finanziata dalla regione, cambierà rispetto alla precedente, a questa programmazione, e questo aspetto rappresenta un momento di discussione anche abbastanza importante, perché sul gioco di queste percentuali poi deriverà di fatto il budget che le regioni e la nostra regione avranno effettivamente a disposizione, anche se la conferma che si partirebbe dalla dotazione attuale, come ha detto poco fa Blasi, per le regioni, quindi per ogni singola regione garantire almeno la dotazione attuale, ci lascia abbastanza tranquilli. Allora, buongiorno professor Frascarelli, noi abbiamo appena... Buongiorno a tutti. Buongiorno, grazie intanto della sua partecipazione, sappiamo che ha un impegno anche in mattinata, quindi ancora di più la ringraziamo. Io la lascio direttamente, la sala la saluta, la ringrazia, la prego solo di poter assicurare una tempistica di un circa 20 minuti, insomma, per mantenere i tempi. La ringrazio. Per le slide, se ci dà qualche cenno, noi riusciamo a starle dietro. Bene, grazie, buongiorno a tutti, ringrazio dell'invito, è un argomento in questo momento molto importante. I principali aspetti di connessione tra il primo e il secondo pilastro. Andiamo avanti con le diapositive. Noi abbiamo una PAC 2014-2020 che sta partendo. Adesso vediamo la diapositiva sugli strumenti i tre strumenti della nuova politica, che sono i pagamenti diretti, l'OCM unica e la politica di sviluppo rurale. Scusate, io non vedo le diapositive che proiettate, quindi non so come... Sì, seguiamo le sue istruzioni, è tutto a posto. Siamo alla diapositiva 7. Ecco, dunque i tre strumenti di questi tre strumenti però noi dobbiamo tener conto che c'è una particolarità, che a dicembre verrà approvato un regolamento transitorio che sostanzialmente dice due cose importanti. La prima è che i pagamenti diretti entreranno in vigore, i nuovi pagamenti diretti 2014-2020 entreranno in vigore dal 1 gennaio 2015, mentre non c'è proroga per quanto riguarda le misure di mercato e la politica di sviluppo rurale. E quindi se andiamo alla diapositiva 5, quella che riguarda appunto il regolamento transitorio, noi vediamo che per quanto riguarda i pagamenti diretti, il 2014 sarà sostanzialmente con le stesse regole del 2013, perché i nuovi sistemi di pagamenti diretti entreranno nel 2015. Questo non avviene per l'OCM unica, per il sviluppo rurale, per il regolamento orizzontale. Quindi noi abbiamo una situazione un po' complicata in questo momento, perché abbiamo urgenza di partire con lo sviluppo rurale e con la programmazione del PSR, ma nello stesso tempo invece per i pagamenti diretti abbiamo un tempo maggiore. In realtà le due politiche sono strettamente interconnesse. Ecco, se noi andiamo alla diapositiva 9, noi vediamo che la politica, i tre strumenti della PAC, pagamenti diretti, misure di mercato e sviluppo rurale, sono tre strumenti tutti importanti, ma la parte del leone la fa soprattutto i pagamenti diretti con il 52% e poi la politica di sviluppo rurale con il 40% delle risorse, compreso il cofinanziamento nazionale. Ora, tra pagamenti diretti, misure di mercato e sviluppo rurale ci sono molte interconnessioni. Se andiamo alla diapositiva 11, trasferimento di fondi fra pilastri, evidenziamo il primo elemento di questa interconnessione.
Dice l'accordo e il regolamento che oggi viene approvato al Parlamento europeo, dice che gli Stati membri hanno la possibilità di trasferire fino al 15% della dotazione nazionale tra il primo e il secondo pilastro e viceversa. Ora, quindi, nonostante che i due strumenti, pagamenti diretti e pagamenti diretti e sviluppo rurale, partono in 2 anni differenti, in realtà questa è una decisione che dovremo prendere subito, cioè decidere se trasferire risorse dal primo al secondo pilastro e viceversa. Blasi ha già accennato a questo argomento. Noi sappiamo che ci sarebbero delle motivazioni per cui fare questi trasferimenti. Per esempio, una delle motivazioni è il fatto che il primo pilastro ha 300 milioni in meno all'anno rispetto al 2013. Nello stesso tempo, però, ci ha detto Blasi che il secondo pilastro ha più risorse. Nello stesso tempo noi vediamo che ci sono stati anche degli spostamenti di competenze tra primo e secondo. Per esempio, la gestione del rischio, che fino ad oggi era nell'articolo 68, quindi nel primo pilastro, passa al secondo pilastro. Tenendo conto di tutti questi elementi, un'ipotesi che mi permetto di suggerire è di non fare nessun trasferimento, però questa è una decisione che va presa dallo Stato membro e va presa in tempi brevi. Ecco, quando trovate la diapositiva con una stellina gialla, sta a significare che questa è una delle decisioni rilevanti per poter far partire la programmazione del PSR. Se andiamo alla diapositiva successiva, la 12, vediamo un breve excursus dei contenuti dei pagamenti diretti che hanno un'influenza sul PSR. E per fare questo dobbiamo inevitabilmente capire come funzionerà il nuovo sistema di pagamenti diretti. E questo lo vediamo dalla diapositiva 13, in cui notiamo che per la prossima programmazione 2014-2020, che poi in realtà, lo ricordo ancora una volta, per i pagamenti diretti significa 2015-2020, i pagamenti diretti sono divisi in 7 componenti e passiamo dalle attuali 2 componenti, che sono quella dell'articolo 68 e dei titoli disaccoppiati. Attualmente oggi l'agricoltore fa una domanda su 2 componenti, articolo 68 e titoli disaccoppiati, domani saranno 7. Un pagamento di base obbligatorio su tutti gli ettari, un pagamento ridistributivo per i primi ettari, massimo 30 ettari, pagamento ecologico, il famoso greening, pagamento per le zone con svincoli naturali, il pagamento per i giovani agricoltori, il pagamento accoppiato, il pagamento per i piccoli agricoltori. Quindi si realizza quel spacchettamento dei pagamenti diretti, come l'abbiamo chiamato noi economisti, in più componenti per fare un sostegno più mirato. E nella diapositiva successiva, la 14, vediamo meglio questo spacchettamento. È uno spacchettamento che tiene conto dell'esigenza di avere una PAC più selettiva, più mirata. Quindi c'è un pagamento di base, quello blu, azzurro, uguale su tutti gli ettari per tutti gli agricoltori, un pagamento ridistributivo per i primi ettari, un pagamento greening per anche questo che è accessibile a tutti gli agricoltori, poi un pagamento per le zone di montagna svantaggiate, un pagamento per i giovani agricoltori, quello componente rossa, un pagamento accoppiato per quei settori che si trovano in difficoltà, dice il regolamento, e che hanno una particolare rilevanza per il Paese, e un pagamento, quello giallo, orizzontale, verticale, un pagamento per i piccoli agricoltori. Quindi una PAC a strati, come la chiamano a Bruxelles, una PAC come le lasagne, per cui ci sono tanti strati. Sicuramente tutti gli agricoltori accederanno al primo e al secondo strato, quindi al pagamento di base e al pagamento ridistributivo, quasi tutti, probabilmente tutti, al pagamento greening, e poi il resto chi sta in montagna, chi è giovane, chi fa parte di un settore accoppiato, chi è piccolo agricoltore, eccetera. Se andiamo nella diapositiva 15, notiamo una cosa importante, che in realtà i pagamenti sono 7, le tipologie di pagamenti sono 7, ma 3 sono obbligatori per gli Stati membri, e 4 sono volontari. Quindi
sarà necessario adottare da parte dello Stato membro, quindi da parte dell'Italia, e quindi noi sappiamo che in Italia questa decisione viene presa dalla conferenza Stato-Regioni, quindi con un grande ruolo da parte delle regioni. La prima decisione da prendere sarà quella di dire le componenti facoltative le applichiamo in Italia o non le applichiamo. Il pagamento ridistributivo per i primi ettari, che in Francia ha fatto discutere tantissimo, tanto che è dovuto intervenire il presidente Hollande a difendere la scelta francese di fare un pagamento per i primi ettari. In Italia lo adotteremo o no? E il pagamento per le zone svantaggiate lo adotteremo o meno? Il pagamento accoppiato idem e pagamento per i piccoli agricoltori. Ecco, questa è una decisione da prendere che ha un impatto grandissimo, adesso lo vedremo, sul secondo pilastro. Ma non solo dovremo decidere quali componenti adottare tra quelle facoltative, dovremo anche decidere quanta percentuale del massimale nazionale attribuire a ogni componente. Ecco, su questo possiamo andare alla diapositiva 16, in cui c'è una ipotesi, una simulazione che io ho fatto dicendo, beh, l'Italia potrebbe decidere per il pagamento di base un 43%, il ridistributivo un 11%, il pagamento ecologico è l'unica componente che è fissa, obbligata, bloccata da Bruxelles al 30%. Un pagamento per le zone svantaggiate potremmo anche non farlo, visto che nel PSR ci sono le indennità compensative, poi il pagamento per i giovani agricoltori, il pagamento accoppiato sicuramente lo faremo al massimo, visto che l'Italia ha fatto una battaglia a Bruxelles per ottenere arrivare dal 10 al 15% del massimale sul pagamento accoppiato. Pagamento per i piccoli agricoltori, probabilmente anche questo lo faremo. Allora, se da questo andiamo alla diapositiva 19, noi vediamo, ecco, un'altra diapositiva con la stella, e cioè andiamo a vedere come questo impatta sul secondo pilastro. Le scelte sui pagamenti diretti del primo pilastro influiscono sul secondo pilastro, in particolare, per esempio, il pagamento per le zone con vincoli naturali. Se vogliamo se diamo col primo pilastro una maggiorazione alle zone con vincoli naturali, quindi alle zone svantaggiate, la montagna, è chiaro che questo ha un effetto poi sulle scelte che il PSR dovrà fare sulle indennità compensative. Idem per il pagamento accoppiato. Se decidiamo di sostenere con un pagamento accoppiato un settore, non so, la carne bovina piuttosto che il riso o qualche altro settore, è chiaro che anche nel PSR avrà un'influenza. Idem per i giovani agricoltori. Voi sapete che nel PSR c'è un pacchetto giovani agricoltori, come c'è un pacchetto piccole aziende agricole, piccoli agricoltori. E allora è chiaro che le due decisioni, quella del primo pilastro e quella del secondo pilastro, devono dialogare, devono essere coerenti. E da questo punto di vista qualche problema temporale c'è. Perché? Perché mentre voi, tutte le regioni italiane, quindi anche voi Regione Veneto, avete l'urgenza di andare avanti col PSR, perché almeno finanziariamente il PSR parte dal 1 gennaio 2014, in realtà per le scelte del primo pilastro, lo abbiamo visto, il tempo è 1 agosto 2014. Quindi bisognerebbe da un certo punto di vista anticipare le scelte sul primo pilastro. E quindi questa è un'altra diapositiva con la stellina da tenere presente per i programmatori. Andiamo alla diapositiva 20. C'è un'altra grande novità sui pagamenti diretti, che sono due parole chiave. La prima si chiama regionalizzazione, la seconda si chiama convergenza. Allora, la regionalizzazione vuol dire raggiungere, prima o poi, vedremo quando, un livello di pagamenti uniformi a livello regionale per tutti gli agricoltori. Ecco, la regionalizzazione, soprattutto per il Veneto, è molto molto importante. E poi, quindi, definito il valore medio, perché prima o poi tutti gli agricoltori arriveranno a un valore medio dei pagamenti, una volta definito il valore medio, e questo concetto si chiama regionalizzazione o uniformazione, vediamo la convergenza. La convergenza vuol dire come ogni agricoltore si avvicina dal valore attuale al valore medio. Perché si deve avvicinare dal valore attuale al valore medio? Perché noi sappiamo
che oggi sono agricoltori con pagamenti diretti molto alti, pensiamo a quelli della carne bovina, del tabacco, del latte, del riso, che superano anche i 1000, 2000, 3000 euro a ettaro, e per arrivare a un valore medio che se fosse l'Italia sarebbe 300 euro a ettaro. Ma ci sono anche agricoltori, soprattutto nel Veneto, per esempio tutta la frutticoltura, l'orticoltura, che ha oggi livelli di pagamento pari a zero. Allora cosa succede? Che quelli che hanno livelli alti dovranno raggiungere gradualmente il valore medio, quelli che hanno livelli bassi dovranno anch'essi salire per raggiungere il valore medio. Questo concetto si chiama convergenza. Allora, vediamo gli effetti che ha questo sul Veneto e sulla programmazione del PSR. Andiamo alla diapositiva 21. Ecco, questo è il livello medio di pagamenti per ettaro in Italia. In Italia la colonna blu ci dice che il livello medio è circa 300 euro a ettaro, mentre ci sono delle differenze enormi tra regioni e regioni. Il Veneto è una delle regioni in cui il livello medio è il più alto, è circa 450 euro a ettaro, e ci sono altre regioni, tra cui per esempio il Trentino, confinante con il Veneto, che ha livelli poco superiori o all'incirca di 100 euro a ettaro. Ecco, quindi raggiungere un livello medio significa una scelta diversa a seconda se si fa la regione come regione unica nazionale, e quindi allora tutta l'Italia, anche il Veneto, andrebbe a 300 euro, o se si sceglie una regione amministrativa, in questo caso le 20-21 regioni amministrative, e allora ognuna mantiene il suo livello medio all'interno della propria regione. Beh, è un impatto non indifferente. Se andiamo alla diapositiva 22, noi vediamo che questo impatto, se si dovesse fare una regionalizzazione nazionale in base alla SAU, e quindi dare 300 euro a tutti, il Veneto avrebbe una perdita di risorse, il Veneto insieme alla Lombardia, la Puglia, la Calabria, una perdita di risorse abbastanza importante. Allora, se si dovesse decidere una ipotesi di questo tipo, non credo, ma non è difficile neanche trovare una decisione diversa, non è facile trovare una decisione diversa, quindi sarà un dibattito molto acceso. Comunque qualcuno ci perderà, qualcuno avrà dei vantaggi, e allora ecco, diapositiva 23, che la regionalizzazione, o che si faccia nazionale o per regioni amministrative o per altre definizioni di regioni. Io so che soprattutto nel vostro territorio si parla anche molto di fare una regione del nord Italia tutte insieme, è un'ipotesi che si può perseguire. Comunque si porta uno scostamento di risorse tra un territorio e un altro. E allora è chiaro che in funzione di quello che si sceglie sul primo pilastro, bisogna essere anche coerenti sul secondo pilastro. Perché per esempio se sul primo pilastro il Veneto venisse avvantaggiato o svantaggiato, magari nella ripartizione delle risorse del secondo pilastro si potrebbe pensare a una sorta di compensazione o in positivo o in negativo. Quindi vedete come sono interrelate le decisioni. È la prima volta che nella PAC si danno tanti compiti agli Stati membri. Allora, abbiamo finito velocemente il tema della regionalizzazione, passiamo a quello della convergenza, è la diapositiva 24. Bene, la convergenza, anche qui grande compito per gli Stati membri, perché l'Unione Europea, il regolamento dice che si possono scegliere tra 3 modelli di convergenza: una convergenza totale al 2015, cioè si parte subito con un livello uniforme, per esempio 300 euro a ettaro, una convergenza totale al 2019, cioè si arriva al valore uniforme nel 2019, oppure una convergenza parziale al 2019, il cosiddetto modello irlandese, perché fortemente voluto dal ministro dell'agricoltura irlandese che ha negoziato la PAC e che anche l'Italia ha fortemente sostenuto. Quindi io non spiegherò i primi 2 modelli, spiegherò solo il terzo, perché oltretutto sono anche abbastanza complicati, perché il terzo modello è quello che probabilmente adotterà l'Italia. Andiamo alla diapositiva 27, che spiega sinteticamente, quella col grafico con le colonne blu e rosse, che spiega sinteticamente come funzionerebbe il modello irlandese, che ho detto anche modello di convergenza parziale al 2019. La colonna blu è un agricoltore che ha un titolo di valore elevato, potrebbe essere un produttore di tabacco o di carne bovina, che
dal 2015 al 2019 vede ridurre il suo livello di sostegno medio per ettaro, però non raggiunge, come vedete, il valore medio nel 2019. Ecco, questo è il modello che tutela di più i titoli storici, i produttori che hanno titoli storici di valore elevato, tanto che dice che nel 2019 ogni agricoltore non può perdere più del 30% del valore medio unitario, che sarebbe il valore del 2015. Adesso qui ci sono tanti aspetti tecnici che non spiego. E andiamo alla diapositiva successiva, alla 28, che è un agricoltore sempre del Veneto, che in questo caso produce ortofrutta e che quindi non aveva titoli nel 2014 e che anch'esso si deve avvicinare al valore medio. In questo caso cresce gradualmente, ma come vedete non arriverà al valore medio nel 2019, però dice il regolamento non può stare al di sotto del 60% del valore medio. Ecco, quindi la convergenza avrà un grande impatto, avrà un grande impatto sulle imprese agricole. Oltre ad avere un impatto sulle imprese agricole, diapositiva 29, ha un grande impatto anche sui territori. Perché questo? Perché è chiaro che una scelta di questo tipo significa che, questa è una diapositiva del mio collega professor Sotte, che dice che sostanzialmente le aree più scure, che dove oggi si concentra di più la PAC, che è la pianura padana, ci sarà uno spostamento dalle zone più scure alle zone più chiare. Se andiamo alla diapositiva 30 lo vediamo bene, perché ci fa vedere come anche in Veneto, questo riguarda l'Italia, ma anche in Veneto, perderanno, diciamo, le zone rosse a favore delle zone verdi, ma in realtà non è una perdita, perché oggi le zone verdi prendono molto di meno dai pagamenti diretti. Comunque l'effetto di questa riforma è questo, cioè meno risorse in pianura e più risorse verso la montagna. In realtà diciamo che ci sarà un certo riequilibrio. Andiamo alla diapositiva 32, che ci dice appunto tutto questo sistema di pagamenti diretti porterà a una forte ridistribuzione del sostegno fra territori, una forte ridistribuzione tra settori, perché vengono penalizzate le aziende storiche a tabacco, pomodoro, zootecnia intensiva, eccetera, a favore di vigneti, ortofrutta e così via. E quindi il secondo pilastro è importante che tenga conto di questi aspetti per accompagnare e per aiutare le imprese ad affrontare la riforma dei pagamenti diretti. Andiamo avanti con la diapositiva 33 e passiamo al famoso pagamento ecologico greening. Anche qui grandi interrelazioni tra primo e secondo pilastro, perché il pagamento ecologico dice che ogni agricoltore deve rispettare o pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente o pratiche equivalenti. Innanzitutto non sto a spiegare adesso quali sono queste pratiche agricole per questione di tempo, però ci sono delle interrelazioni col secondo pilastro. Per esempio, gli agricoltori biologici sono greening per definizione. Dice il regolamento sullo sviluppo rurale che la consulenza aziendale dovrà riguardare anche il greening, ma questo è l'aspetto più importante, nel calcolare i pagamenti agroambientali, anche quelli dell'agricoltura biologica, occorre tener conto dell'importo del greening per evitare il doppio finanziamento. Quindi un grande ruolo dei funzionari e dei politici regionali nel programmare queste misure, tenendo conto che non c'è più la condizionalità di base come era nella programmazione 2007-2013, ma abbiamo la condizionalità di base più il greening. Salto alcune diapositive per questioni di tempo e quindi non spiego il greening e le tantissime interrelazioni che ci sono tra greening e soprattutto tra greening e pagamenti agroambientali, tra greening e agricoltura biologica, tra cui andiamo alla diapositiva 39, giusto per fare un assaggio, in cui il regolamento dice chiaramente che bisogna evitare il doppio finanziamento, cioè evitare che il greening, che ha uno suo specifico pagamento, venga compensato in qualche maniera e lo stesso impegno venga compensato per gli stessi obblighi anche nel secondo pilastro. Quindi
nella fase di programmazione bisognerà conoscere esattamente le misure del greening per poter programmare quelle dello sviluppo rurale. Ancora molto velocemente andiamo alla diapositiva 41, che è quella dell'agricoltore attivo. Ecco, qui altra grandissima interrelazione. Dice il regolamento: i pagamenti diretti saranno riservati agli agricoltori attivi. L'Unione Europea aveva dato una definizione di agricoltore attivo molto blanda. L'Italia ha chiesto che la definizione di agricoltore attivo sia demandata agli Stati membri. Questo obiettivo è stato raggiunto, quindi oggi la definizione di agricoltore attivo per la maggior parte è competenza degli Stati membri. Grande responsabilità, grande ruolo, grande problema, perché oggi noi dobbiamo in tempi brevi decidere chi è l'agricoltore attivo, cioè colui che può percepire i pagamenti diretti, ma non solo i pagamenti diretti, perché se andiamo nella diapositiva 44, poi torniamo indietro, vediamo che l'agricoltore attivo non si applica solo al primo pilastro, si applica anche al secondo pilastro, almeno per quelle misure che sono citate lì, regimi di qualità, sviluppo azienda agricola, agricoltura biologica, indennità compensative, benessere degli animali, gestione del rischio. Quindi noi ci troviamo che mentre l'agricoltore attivo per il primo pilastro si può meditare e scegliere entro agosto, perché comunque si applica dal 2015. Per quanto riguarda il secondo pilastro, siccome si applica dal 2014, dobbiamo fare con una certa velocità questo dibattito per decidere in tempi brevi, perché si applica per il secondo pilastro dal 2014. Ritorniamo alla diapositiva indietro, 43. Quali sono le ipotesi di definizione dell'agricoltore attivo? Beh, questo in Italia rappresenta un dibattito molto complesso. C'è un documento delle regioni che dicono che l'agricoltore attivo è colui che è iscritto alla Camera di Commercio, quindi una definizione, come io l'ho chiamata qui, selettività debole, perché alla Camera di Commercio sono iscritti praticamente tutti. C'è una richiesta delle organizzazioni professionali che dicono invece che l'agricoltore attivo deve essere una definizione selettiva, rigorosa, forte, tanto ad arrivare a proporre lo IAP, imprenditore agricolo professionale, coltivatore diretto. Quindi ci sono due posizioni molto contrastanti in Italia e questa composizione di questo dibattito dovrà avvenire in tempi molto brevi, l'ideale sarebbe entro il 31 dicembre 2013, perché si debba applicare per il secondo pilastro già dal 1 gennaio 2014. Andiamo alla diapositiva 45 e che elenca le tante decisioni che l'Italia dovrà prendere sui pagamenti diretti entro il 1 agosto 2014 e che abbiamo visto hanno anche un grande influsso sullo sviluppo rurale. Io vorrei chiudere qui, se il moderatore è d'accordo. Dico anche che nel primo pilastro non ci sono solo i pagamenti diretti, ci sono anche le misure di mercato e per esempio nelle misure di mercato c'è anche per esempio l'abolizione, la conferma dell'abolizione delle quote latte dal 1 aprile 2015, delle quote zucchero dal 1 ottobre 2017, dei diritti di impianto dei vigneti dal 1 gennaio 2016, seppure sostituiti da un nuovo sistema di autorizzazioni. Anche questo è un elemento da tener conto nella programmazione di PSR, perché per esempio dovremmo accompagnare le imprese del settore lattiero caseario a un nuovo scenario fatto da un mercato libero senza più quote di produzione. Quindi ecco, siamo in una fase per certi aspetti difficile, ma anche molto positiva, molto costruttiva, molto di grande responsabilità, perché nei prossimi 3-4 mesi dovremo disegnare il futuro della politica agraria italiana e con una grande aspettativa che in questo futuro ci sia una forte interrelazione tra primo e secondo pilastro. È la prima volta che c'è l'opportunità di fare una politica coerente e di fare una politica in cui ci sia una coerenza di scelte tra primo e secondo pilastro. Chiaramente questo significa che nei prossimi mesi nessuno potrà andare in ferie e bisognerà lavorare molto. Grazie, buon lavoro a tutti.
Grazie, anche se un altro aggettivo che mi viene in mente è frastornante rispetto al quadro che stiamo definendo, e quindi non so se basterà il prossimo mese non far ferie qua, la vedo brutta anche traguardando la prossima estate. Non lo so se lei è disponibile, se abbiamo qualche domanda in sala, perché le cose che abbiamo messo sul tavolo sono molte, e se lei avesse altri 5 minuti provo a vedere. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ecco, allora, visto che le questioni sono molto spinose e diffuse, se la platea ha qualche chiarimento da chiedere, potremmo approfittare di questa chiarezza da parte del professore. C'è il dottor Comacchio che ha una domanda e gliela fa direttamente. Intanto la saluto. Più che una domanda è una considerazione da parte sua. Dati i limiti che avremo nella definizione delle misure agro-silvoambientali in relazione alle previsioni del greening, che riguardano non solo le pratiche equivalenti ma anche tutto il discorso delle aree ecologiche, le siepi, le fasce tampone, eccetera, eccetera, è compatibile una definizione molto restrittiva di agricoltore attivo sul primo pilastro, che si riflette anche per quelle misure sul secondo pilastro, con il limite obbligatorio che abbiamo di destinare il 30% della spesa alle misure agrosilvoambientali, visti anche gli andamenti di spesa attuali di diversi PSR a livello nazionale? Ma qual è il rischio che, innanzitutto saluto Andrea Comacchio, qual è il rischio che intravedi nel fare una scelta rigorosa di agricoltore attivo? Allora, il rischio è duplice. Da un lato abbiamo una forte limitazione nella definizione delle misure, quindi una riduzione del numero di misure, una loro intensificazione e una riduzione dei premi collegati a eventuali scelte sul primo pilastro. Dall'altro vado a ridurre fortemente anche la platea dei beneficiari, perché per quelle misure è beneficiario solo l'agricoltore attivo, così almeno prevede il regolamento. Quindi a fronte di questa duplice cioè, quindi la preoccupazione limitazione potrebbe essere che ci siano alcuni territori che non riescono a raggiungere il 30% della spesa? È reale? Ho sentito male, non ho sentito benissimo. Comunque, a mio avviso, sono due scelte che in un certo senso sono abbastanza compatibili per come io le posso valutare. Cioè, la scelta dell'agricoltore attivo è quella di selezionare la platea dei beneficiari. Stiamo facendo delle ipotesi. Se noi selezioniamo la platea dei beneficiari con criterio rigoroso, che cosa potrà succedere nella realtà agricola? A mio avviso non succederà quello che temono molti, di una riduzione della SAU ammissibile. A mio avviso succederà una ristrutturazione dell'agricoltura, cioè l'agricoltore non attivo o si adegua e trova il modo di diventare attivo, oppure l'altra alternativa potrà affittare il terreno a un agricoltore non attivo. Un agricoltore attivo, scusate. Quindi a mio avviso non vedo la possibilità che ci sia una superficie ammissibile che si vada a ridurre, che vada a essere esclusa dalla PAC o dall'agrambiente. Bisogna fare attenzione su questo al discorso della montagna, però in tutte le definizioni di agricoltore attivo vedo che la montagna viene trattata con criteri di maggiore elasticità. Quindi ecco, io perlomeno dalle analisi che abbiamo fatto, io non vedo il rischio che diceva Comacchio, cioè che, e quindi una definizione rigorosa dell'agricoltore attivo secondo me è compatibile con un buon programma agroambientale. Se c'è qualcun altro che vuole approfittare di una buona chiarezza del professore e della sua esperienza, grazie. Gianluca Carraro, Federazione Agronomi Veneto. Scusi solo un attimo. Sì. Sente il dottor Frascarelli? Sì, sento, adesso sento bene. Sì, ciao Angelo. Anch'io ho una richiesta di approfondimento sull'agricoltore attivo, perché se non ho capito male l'Unione Europea impone, no, una rincorsa all'efficienza
economica, insomma, di tutte le imprese. E allora se il filtro per arrivare a questa efficienza è l'iscrizione all'INPS, che mi pare sia il requisito più restrittivo dell'agricoltore attivo, mi sento confuso. L'iscrizione all'INPS non implica efficienza, cioè se l'azienda agricola di 6 ettari a mais ha uno IAP iscritto all'INPS, mi risulta difficile dire che è efficiente o competitiva a livello italiano o europeo, lasciamo stare il resto del mondo. Per assurdo, cavalcando l'esempio solito del notaio, che non mi è vicino né in prima battuta simpatico, con un'azienda più corposa ha efficienza e rispetto dei greening altrettanto di altri. Grazie. Beh sì, innanzitutto io non è che ho sposato una definizione agricoltura attivo o un'altra, io ho detto qual è l'ambito del dibattito, anche ci mancherebbe, i 21 assessori regionali hanno già fatto una scelta che ho dovuto all'unanimità di fare un'applicazione blanda, quindi non mi permetterei mai di contestare questa definizione. Allora, ritorniamo alla domanda di Carraro. È vero, ed è una cosa importante da tenere sempre presente, io non l'ho detto nella mia relazione ma la risottolineo adesso, che l'obiettivo della nuova PAC, uno degli obiettivi fondamentali, è la competitività. La competitività si raggiunge in tanti maniere, si raggiunge con l'efficienza, si raggiunge con la filiera corta, si raggiunge con l'integrazione territoriale, non è solamente l'efficienza che consente la competitività. Ora, questo è l'obiettivo e anche il PSR dovrà lavorare per questo obiettivo. In realtà l'Unione Europea ci dice anche qual è lo strumento per la competitività, è l'innovazione. Oggi non ne abbiamo parlato, ma il tema centrale, il tema fondamentale, dominante di tutto il PSR, di tutta la nuova politica 2020 è l'innovazione. Quindi giustissimo l'osservazione di Carraro sul fatto che le imprese devono guardare al mercato, non devono guardare agli aiuti, quindi le competitività, mettiamoci anche l'efficienza, ma soprattutto l'innovazione. Ora, se questo è l'obiettivo, questo è incompatibile con una definizione, l'una o l'altra, di agricoltore attivo? Secondo me anche qui no, per un motivo, perché la scelta dell'agricoltore attivo è una scelta di selezione dei beneficiari. Cioè di dire, il sostegno della PAC è un sostegno al reddito, alcuni beneficiari, alcuni imprenditori non sono una categoria di imprenditori che riteniamo di dover sostenere, perché la loro attività economica agricola è irrilevante rispetto all'attività economica globale, dice il regolamento, e quindi non dobbiamo sostenerli perché non sono attivi, non sono funzionali ai beni pubblici, che è l'obiettivo della nuova PAC. Ora questa, ripeto, ha tante perplessità, quelle stesse che diceva prima Carraro, ma anche un notaio può fare il greening, può dare un contributo all'ambiente, eccetera. Però siccome le risorse sono meno e siccome comunque c'è un orientamento che dice i beni pubblici li produce di più un imprenditore che sta in azienda, che sta sul territorio, che ci vive, rispetto a uno che non ci vive, io vedo che, ecco, non ci vedo la difficoltà a rendere compatibile l'efficienza, l'innovazione e la competitività con un criterio più o meno selettivo di agricoltore attivo. Però queste poi sono scelte politiche, è inutile che ne parliamo, perché la questione dell'agricoltore attivo è essenzialmente una grande novità della PAC che richiederà una scelta politica al di là di alcuni effetti che potrà avere dal punto di vista socio-economico e ambientale. Solo una precisazione, non c'è una posizione ancora degli assessori sull'agricoltore attivo, c'è un documento tecnico delle regioni esaminato in coordinamento tecnico, ma non è ancora stato approvato dagli assessori. Ok, beh, chiaramente voi ne sapete più di me, però io l'ho visto questo documento, per questo lo cito. Bene, grazie, vedo che c'è un'altra richiesta, se ha disponibilità. Prego. Quindi poniamo un altro quesito.
Prego. Buongiorno, professore Agostini Piergiorgio, AGC. In questi incontri con il partenariato il leitmotiv era innovazione, aggregazione e semplificazione. Mi sembra che sui primi due siamo tutti d'accordo, ci si sta lavorando, ma mi sembra che sia molto difficile fare semplificazione con questa ipotesi di PAC e soprattutto con questa distonia tra l'inizio di un pilastro e dell'altro pilastro. Credo che veramente in questo periodo io sto vedendo molte aziende che rincorrono, più che fare aggregazione, rincorrono di fare delle aziende che siano strutturate il più possibile vicine a quello che sarà quella fase transitoria della PAC. Grazie. Beh sì, questa è una giustissima osservazione. Questa PAC non va nella logica della semplificazione, purtroppo lo dobbiamo dire. È anche vero che è stata fatta questa osservazione a Ciolos quando ad ottobre scorso è venuta in Italia a incontrare i parlamentari italiani nelle commissioni agricoltura Camera e Senato, e un onorevole ha fatto proprio a Ciolos questa osservazione, dice: ma questa PAC è complicatissima, 7 tipologie di pagamenti, tutte queste decisioni, tutta questa interrelazione tra primo e secondo pilastro, che in un certo senso la vediamo positivamente, ma dall'altro ci preoccupa. Ecco, Ciolos ha reagito in maniera molto violenta a questa osservazione, dicendo: ma come? Avete voluto la flessibilità, la Francia ha voluto quel pagamento, l'Italia quell'altro, avete voluto l'agricoltore attivo a livello nazionale e poi mi accusate di aver fatto una PAC complicata. Quindi diciamo che se questa PAC è così l'abbiamo voluta un po' tutti, però offre anche una grandissima opportunità. E cioè noi oggi la Regione Veneto, come in tutte le regioni italiane, come in tutto l'intero paese, può veramente scrivere una politica agraria comunitaria e nazionale, cioè quella nazionale incardinata su quella comunitaria, portando veramente un grande cambiamento dell'agricoltura italiana. Guardate che queste scelte che noi andremo a fare nei prossimi 4-5 mesi possono portare un grande cambiamento dell'agricoltura. Chiaramente sono scelte che dobbiamo fare in 4-5 mesi e che interessano 7 anni, quindi è una grande responsabilità. Però ecco, è vero che c'è una certa complessità, una certa complicazione, anche tutte queste cose che bisogna fare nel primo pilastro ma che comportano degli effetti sul secondo e viceversa, ma abbiamo anche una grande occasione, quella veramente di disegnare una politica agraria per il futuro dell'Italia e delle nostre regioni. Quindi guardiamolo anche in positivo. Certo, la semplificazione non c'è. Grazie professor Frascarelli. Allora siamo perfettamente in orario, la lascio anche ai suoi impegni ulteriori della mattinata e la ringrazio tantissimo perché le questioni che ci ha proposto vanno anche oltre diciamo, al mero ambito sviluppo rurale, ma mettono in evidenza un'altra criticità, cioè le relazioni che ci sono in questa fase anche rispetto all'applicazione delle altre norme, delle altre parti del pacchetto legale. Quindi buonissima l'intervento che ci pone all'attenzione anche queste questioni, oltre diciamo a quello che è il contesto più proprio e più naturale dello sviluppo rurale. Io la ringrazio. Buon lavoro a tutti. Buona giornata e buon lavoro. Bene, sono stati 2 interventi che credo molto importanti per tutti noi. Abbiamo avuto un aggiornamento in diretta, sia noi che voi, sono cose che ormai si dovranno sapere così nelle prossime settimane, cioè non c'è neanche il tempo di trasferire le informazioni, bisogna acquisirle direttamente il più possibile anche insieme e congiuntamente. Le riflessioni le lascio al caffè, abbiamo una pausa e quindi vi consente di alleggerire questa situazione critica che è stata presentata. Alle 11:15 incominciamo. Prossimo intervento, cominciamo a contestualizzare quanto detto anche in parte questa mattina con gli interventi di Blasi e Frascarelli, a contestualizzare rispetto al percorso che sta proseguendo la Regione
E partiamo quindi dal punto in cui ci eravamo lasciati sostanzialmente, cioè dai fabbisogni. Il dottor Cecchinato, responsabile dell'autorità di gestione, direzione piani e programmi del settore primario, ci parlerà quindi di come è avvenuta questo passaggio dall'analisi di contesto ai fabbisogni riconfigurati attraverso le osservazioni del tavolo di partenariato. Lascio la parola al dottor Cecchinato e prego gli ultimi partecipanti di prendere posto in sala. Vi ringrazio. Bene, grazie. Ho il compito di presentarvi il percorso che abbiamo fatto a partire e che avete fatto a partire dagli ultimi incontri di partenariato, l'ultimo del 31 luglio scorso, e cercando poi di presentarvi anche gli esiti di tutto questo lavoro. Come avete capito dalla relazione e dall'intervento di Blasi, dobbiamo sicuramente stringere i tempi e dovremo cercare in questo paio di mesi sostanzialmente di definire compiutamente il nostro programma. Siamo chiamati a delle scelte molto importanti che però comportano inevitabilmente dei passaggi istituzionali che non sono eludibili. Un passaggio istituzionale sicuramente interno e al PSR è quello del confronto col partenariato, per cui dobbiamo decidere insieme le strategie e l'utilizzazione delle risorse. Dobbiamo decidere insieme anche con la politica, si deve confrontare a livello non solo di giunta ma anche a livello di consiglio regionale, che darà l'ultimo ok al nostro programma prima di inviare il tutto a Bruxelles. I tempi sono molto stretti, ma abbiamo fatto, sono convinto, un lavoro molto grosso di sgrezzatura e di avvicinamento a questa fase della definizione strategica. Abbiamo messo in cartellina, fatto mettere in cartellina i fabbisogni riconfigurati, cioè è l'esito di questo lavoro. Io cercherò di darvi conto anche di quello che sta dietro a questi 32 fabbisogni riconfigurati, che sono sostanzialmente il risultato di tutto un processo che si è sviluppato e che si svilupperà a partire da oggi, ed è quello della definizione della strategia, che vede però nella definizione dei fabbisogni il passaggio fondamentale. Cominciamo già. Ecco, perfetto. Allora, il solito grafico con cui tante volte siamo confrontati, magari presentato in maniera diversa, ma sostanzialmente, come abbiamo appreso oggi, l'accordo di partenariato che regge tutti i fondi del quadro strategico comune ovviamente è quello che diciamo, dentro il quale sta anche il nostro programma. Il nostro programma che dovrebbe essere indirizzato da dei regolamenti comunitari che non abbiamo ancora, sono in fase di definizione, in particolare, Blasi non l'ha detto, ma in particolare i regolamenti attuativi, quindi i regolamenti di esecuzione e gli atti delegati della Commissione, che sono dei regolamenti proprio di applicazione che dicono come il regolamento base viene diciamo così, attuato in maniera più specifica. Questi regolamenti non ce li abbiamo se non delle vaghissime ancora bozze. Come anche molte regole, per esempio il professor Frascarelli vi ha accennato al problema del doppio pagamento. Abbiamo dei documenti di orientamento su questo, ma ancora non abbiamo, diciamo così, un tracciato proprio chiaro
di come questo problema vada trattato. Quindi siamo da questo punto di vista in difficoltà anche proprio nella normazione di dettaglio, nel definire i dettagli della strategia. Possiamo arrivare, e dobbiamo arrivare però quanto prima, a definire gli orientamenti più specifici e quindi la strategia diciamo nelle componenti sostanziali e fondamentali. Il percorso che abbiamo fatto finora è un percorso che ci ha portato dall'analisi attraverso una partecipazione di diversi soggetti che ci hanno aiutato, INEA, Veneto Agricoltura, le università di Padova, sia il TESAF sia il Centro Interdipartimentale Giorgio Lago, ci hanno portato ad avere individuare rispetto al contesto veneto una serie di elementi di positività, di criticità e anche di opportunità rispetto al futuro o rispetto ai soggetti esterni e agli agenti esterni e anche di minacce, che poi ci hanno portato alla definizione dei fabbisogni. A partire da questi fabbisogni che vi abbiamo proposto, si dovrà arrivare alla definizione della strategia. Questa slide vi dettaglia quello che vi ho appena detto. Ovviamente nella definizione dei fabbisogni abbiamo avuto anche qui la necessità di confrontarci rispetto a uno schema molto puntuale definito dalla Commissione, la quale ci ha già detto che per esempio l'analisi e la SWOT, quindi questa individuazione degli elementi di forza, di debolezza, di opportunità e di minacce, dovrà stare tutto in 20 pagine, no? Quindi la sintesi è anche quella, è un obiettivo che la CEE ci propone, ci fa anche piacere, anche se comporta un notevole sforzo. Come abbiamo detto, ci siamo fatti aiutare da diversi soggetti, siamo arrivati alla formulazione di questi 87 fabbisogni a partire, diciamo così, dalle 6 priorità del regolamento e dalle 18 focus area. Ecco, ovviamente io sto parlando di usando determinati termini, priorità, focus area, pensando che l'interlocutore, cioè voi e chi ci sta ascoltando, abbia chiaro cosa si intendono per priorità del regolamento dello sviluppo rurale e focus area del regolamento sviluppo rurale. Ci dobbiamo aiutare da questo punto di vista e per questo facciamo anche queste giornate, proprio perché diventa imprescindibile che parliamo un linguaggio comune. Quindi io userò questi termini, se non fossero chiari vi prego di interrompermi e cercherò magari di spiegare, di essere più chiaro, ma il riferimento è ovviamente alla terminologia che la stessa Unione Europea usa nei suoi regolamenti. Quindi, siccome con quelli ci dobbiamo confrontare tutti, penso sia giusto che io ve li riproponga così come stanno, almeno è un riferimento univoco per tutti. Su questi 87 fabbisogni, come formulati dai gruppi di lavoro regionali e dai gruppi di analisi, ci sono espressi poi ulteriori soggetti che siete voi innanzitutto, quindi il partenariato. Abbiamo chiesto la consultazione per capire se questi fabbisogni incontravano il vostro apprezzamento o invece c'era qualcosa da aggiungere, da togliere o da sostituire. Su queste osservazioni che sono pervenute e che avete fatto in maniera anche molto abbondante, c'è stato l'apporto fondamentale del valutatore ex ante che ha riguardato sia i fabbisogni sia le osservazioni sui fabbisogni. Tutti questi elementi
le osservazioni, le valutazioni del valutatore sono state poi ripresi a livello regionale dalle strutture del settore e insieme con coloro che ci avevano supportato, che ci hanno supportato nell'analisi. Quindi questa era la prima fase di tutto il processo che ha portato, e qui vi do conto della partecipazione che c'è stata ai seminari, per esempio, quindi è la fase di divulgazione e di presentazione più in generale dell'attività rispetto a questa fase di consultazione. Abbiamo avuto nei 4 incontri più specifici, tralasciando il primo di presentazione, una presenza media in aula di 70 persone, 70 stakeholder, e una presenza in streaming continuativa di 170 utenti collegati stabilmente. In totale, in realtà, i contatti sono stati molto di più, vedete, sono 2060 circa, diviso 4 farebbero 500, quindi vuol dire una presenza che testimonia l'interesse e l'apertura che c'è stata, quindi questo molto positiva. Però questa consultazione non si è limitata agli incontri, ma si è poi, diciamo così, è continuata attraverso la consultazione del sito. Anche qui, secondo me, un grande successo, perché il sito è stato abbondantemente visitato. Abbiamo 1659 visitatori unici, quindi sono moltissimi. Abbiamo avuto una partecipazione media di 8 minuti per ciascuna visita, che è un dato veramente rilevante, e i 2/3 dei visitatori, probabilmente perché il materiale da visitare era tanto, sono ritornati poi a vedere queste pagine. Naturalmente tutta questa frequentazione sia dei documenti che erano di analisi, sia poi dei fabbisogni, ha avuto come esito una serie di osservazioni, era quello che vi era stato richiesto. Queste osservazioni erano e sono tuttora visibili, sono visibili all'interno del sito, sono riepilogate naturalmente rispetto ai fabbisogni e sono pubbliche, per cui voi potete vedere rispetto a quelli che hanno partecipato portando osservazioni e eventuali nuovi fabbisogni, potete vedere quello che è stato detto, quello che è stato scritto rispetto a un fabbisogno, un grande esercizio secondo me anche di chiarezza e di trasparenza. Qual è stata la partecipazione? Anche qui i numeri, io non vorrei neanche commentarli perché i numeri parlano da soli. Ci sono stati della novantina circa di partner che sono stati approvati con delibera, sono stati riconosciuti, partner quindi facenti parte del tavolo. 30 partner hanno mandato delle osservazioni, alcuni ne hanno mandate 1 o 2, ma ce ne sono stati alcuni soggetti che hanno inviato moltissime osservazioni su tutte le priorità. Allora, innanzitutto 5 soggetti hanno inviato osservazioni su tutte le priorità e quindi sui fabbisogni, insomma, che componevano queste priorità. 4 soggetti hanno mandato singolarmente oltre 30 osservazioni. È un numero veramente molto, molto abbondante. Da questa tabella vedete anche, qui ci sono riepilogati tutti i soggetti che hanno partecipato, che tutte le priorità e quindi i relativi fabbisogni sono state osservate, alcune priorità più di altre, in particolare la priorità 4, quella sulla tutela e mantenimento degli agroecosistemi, è stata quella che è stata più osservata e vedremo dopo che questa è una costante, una permanente. Evidentemente su questa priorità ci sono più soggetti che hanno partecipato interessati.
In totale le osservazioni pervenute, è stata eliminata qualche doppia, c'è stato qualche errore, ma insomma sono 416. Vedete lì il totale e vedete anche nel sviluppo successivo come come sono state composte queste osservazioni che sono state riepilogate appunto per priorità. Ancora una volta la priorità 4 è quella che ha ricevuto più osservazioni, 117, il 28% del totale, mentre per le altre si oscilla tra le 50 e le 75, quindi vuol dire che comunque tutte le priorità sono ritenute importanti e su tutte c'è un interesse da parte del partenariato. Sono arrivati insieme anche dei nuovi fabbisogni 85, che sono proposte, diciamo così, che a volte dicono in maniera diversa le cose che sono già presenti dentro i fabbisogni, altre volte i fabbisogni che avevamo presentato, altre volte invece sono proposte anche più originali. Tra tutti questi 85 nuovi proposti, nuovi fabbisogni, ben 33 riguardano ancora una volta la priorità 4, che evidentemente ci sarà da studiare magari per quale motivo, è quella che ha ricevuto anche in questo caso più proposte di nuovi fabbisogni. In particolare sulla priorità 4, 20, qui c'è addirittura un'analisi di dettaglio sulle focus area, in particolare la focus area biodiversità è quella che ha ricevuto, diciamo così, più proposte in nuovi fabbisogni. Ovviamente tutta questa partecipazione, tutto questo lavoro comporta la necessità di riconfigurare i fabbisogni e quindi di ridefinire correttamente quelle che sono state individuate attraverso il lavoro congiunto regione, analisti, diciamo così, regione, valutatore, partenariato, quelli che sono stati ritenuti effettivamente i bisogni essenziali del nostro settore agricolo e forestale e agroalimentare. Andiamo a vedere in particolare qual è stato il processo e come sono intervenuti, no? Qui c'è un po' un riepilogo, siamo partiti da un'analisi di contesto e da dei fabbisogni pubblicati, abbiamo ricevuto le osservazioni del partenariato, c'è stato un contributo importante da parte del valutatore ex ante, c'è stata una rianalisi, una ridefinizione operata attraverso i gruppi regionali e gli analisti. Da tutto questo lavoro c'è stata una riconfigurazione dei fabbisogni che a volte ha comportato e può comportare ancora, perché naturalmente andando avanti nel processo ci si accorge magari di qualche criticità, tipo per esempio quelle che sono venute fuori oggi, cioè magari tutta la parte di collegamento col primo pilastro è una parte un po' scivolosa perché non abbiamo ancora le decisioni sul primo pilastro, quindi diventa difficile anche pensare una strategia se non ho evidentemente magari un'analisi che va in dettaglio rispetto alle scelte che saranno operate sul primo pilastro. Quindi può darsi che ci sia anche la necessità di andare a rivedere l'analisi di contesto. Da questo punto di vista, prima anche il dottor Signore lo sottolineava, c'è stato un importantissimo ruolo da parte del valutatore ex ante, che anche ringraziamo e che poi farà una presentazione che vi darà conto del lavoro e degli esiti di questo lavoro, che ha riguardato sia i fabbisogni, come dicevo, che le osservazioni e che si sostanzia, diciamo così, anche in raccomandazioni che sono state fatte e che abbiamo cercato come gruppo di lavoro regionale di tener conto a livello poi di rielaborazione dei fabbisogni. Qui ci sono anche degli esempi, li saltiamo. Perché poi il valutatore nella sua relazione sicuramente ci darà degli elementi di valutazione e ci spiegherà come ha fatto, come ha operato.
Abbiamo lavorato, come dicevo, poi a livello regionale per la ridefinizione, diciamo così, anche di questi fabbisogni e di questa valutazione delle osservazioni che sono state fatte insieme col lavoro, mettendo insieme anche il lavoro dei valutatori. Per quanto riguarda le osservazioni che sono pervenute, la maggior parte sono osservazioni che incidono prevalentemente, più che sui fabbisogni, sulle indicazioni strategiche. Allora è chiaro che questo 55% di osservazioni, di puntualizzazioni che riguardano più le soluzioni che l'individuazione, diciamo così, dei bisogni, le dobbiamo rubricare e tener conto in questa fase che stiamo adesso facendo. Il 21% delle osservazioni dei nuovi fabbisogni riguardano il rafforzamento, l'integrazione dei fabbisogni che erano stati presentati, quindi sono, diciamo così, eventualmente sono da riprendere, sono stati ripresi per alcuni elementi puntuali che non erano sufficientemente spiegati, ampliati. Alcuni non sono stati ritenuti pertinenti, no? Il 10% non è poco, perché vuol dire, diciamo così, un 40-50 osservazioni, quindi alcune osservazioni non erano ritenute pertinenti. Questo non vuol dire che si buttano via, ma vuol dire che su quello specifico fabbisogno non hanno sostanzialmente inciso. Tutte queste valutazioni sono state poi riportate da chi le ha fatte, da chi ha guardato i fabbisogni a sistema, anche se queste valutazioni non sono pubbliche, ovviamente, perché sono, diciamo così, abbiamo usato il sistema come foglio di lavoro. Quindi noi che abbiamo accesso al sistema di consultazione vediamo fabbisogni, osservazioni sui fabbisogni e commenti relativi a ciascun fabbisogno. Il processo di riconfigurazione naturalmente tiene conto di tutto questo lavoro, ma anche di alcuni criteri che ci siamo dati e che qua abbiamo anche cercato di sintetizzare, ve ne diamo conto in maniera molto, molto veloce, non spaventatevi dei 10 numerini, e dal percorso tipo settimana enigmistica col quale Pier Giovanni Rodina, che ha predisposto questa slide, ha voluto rappresentare in maniera molto efficace. Innanzitutto abbiamo fatto un'operazione di sintesi dei fabbisogni presentati, ce n'era bisogno, perché molte volte questi fabbisogni erano affini tra di loro, in realtà si potevano, diciamo così, ricondurre a un fabbisogno più generale che connettesse tra di loro alcuni di questi fabbisogni e alcuni anche dei fabbisogni che sono poi stati proposti, o delle osservazioni che sono stati fatti sui fabbisogni che potevano, diciamo così, integrare il fabbisogno finale, insomma, ecco. Quindi c'è stata fatta un'operazione, diciamo così, di generalizzazione. Un'ulteriore operazione è stata quella di semplificare, anche dal punto di vista sia del titolo e di standardizzare sia dal punto di vista del titolo sia dal punto di vista della descrizione, un'operazione anche linguistica, voglio dire, insomma, no, di omogeneizzazione che, avendo proceduto per step successivi, no, vi ricordate il primo seminario è stato in giugno e l'altro è stato in luglio, non era stato possibile fare, quindi abbiamo, diciamo così, lavorato anche a questo livello. L'altra operazione, questa sì più diciamo così strategica, se posso dirlo, è stato quello di cercare di rappresentare questi fabbisogni in maniera più trasversale, nel senso che sia le indicazioni della Commissione, che sono cambiate da questo punto di vista, sia la nostra percezione,
che quando si parla di fabbisogni non si intende a questo livello un fabbisogno puntuale, ma probabilmente bisogna agire su più componenti, perché il fabbisogno è costituito da più componenti. È chiaro che bisogna cercare di trovare diciamo così, il modo di rappresentare una certa trasversalità anche in questa definizione. E questa è stata un'operazione, diciamo così, di rimescolamento quindi ulteriore, no? Il lavoro ha portato sia per la sintesi sia per questa ricerca di trasversalità ad aggregare 4-5 fabbisogni, forse anche di più in qualche caso, tra di loro, e rimetterli insieme e ripensarli anche rispetto agli obiettivi, rispetto ai trovando una correlazione con quelli che saranno gli obiettivi quantificati, quindi gli indicatori, e le azioni che poi dovremo necessariamente trovare per dare risposta, attuare per dare risposta a questi fabbisogni. Quindi c'è stata fatta anche questa operazione, diciamo, di tener conto di quello che succede dopo. Il risultato finale è stato appunto quello di una semplificazione per cui siamo arrivati a 32 fabbisogni. Ecco, quindi dai 87 più 85 più 416 osservazioni abbiamo ricondotto il tutto a 32 fabbisogni. Vi faccio notare che non sono più questi fabbisogni collegati ad una specifica focus area o una priorità e relativa focus area, ma sono 32 fabbisogni, che poi ovviamente, e lo vedremo adesso, sono collegati, saranno collegabili, ma in maniera trasversale a priorità, e dovranno essere collegati a priorità e focus area. Ma diciamo in linea generale non c'è più una appartenenza specifica, un rapporto quasi univoco tra priorità, focus area e fabbisogno. Trovate in cartellina, come vi ho detto, i fabbisogni. Qui abbiamo riepilogato i titoli, ma non c'è bisogno sostanzialmente di commentarli, perché la lettura la potete fare più comodamente voi e anche in maniera più completa. Ecco, questo dovrebbe essere l'ultimo, siamo arrivati a 32. Cosa c'è da dire su questi fabbisogni? Che sono ovviamente fabbisogni che pensiamo completi, ma che potrebbero essere in parte, ovviamente, in piccola parte anche ripensati e anche ridefiniti. Questo lavoro è un lavoro, come dicevamo anche all'inizio del percorso, è un lavoro anche circolare, no? Nel senso che alla fine ci si rende conto di qualche aggiustamento necessario. Probabilmente di aggiustamenti dopo magari l'esame della commissione dovremo fare più di qualcuno, però diciamo che questo lo consideriamo un lavoro abbastanza stabile. Ecco. Gli ultimi passaggi, e finisco. Come vi dicevo, il fabbisogno contiene in sé il collegamento necessariamente a degli obiettivi. Questi obiettivi sono le priorità e le focus area interessate, che verranno interessate per soddisfare quel fabbisogno, perché ricordiamoci che nella mentalità, nell'idea comunitaria, le focus area sono dei veri e propri obiettivi, e dovremo tener conto anche degli obiettivi trasversali, quei famosi 3 obiettivi. Uno l'ha citato Frascarelli e ha dato la giusta enfasi al tema dell'innovazione, poi ci sono gli altri obiettivi trasversali, l'ambiente e il clima. Quindi all'interno di ciascun fabbisogno noi dovremo trovare, e questa è l'operazione che già è importantissima dal punto di vista proprio della scelta poi della strategia, contiene in sé già elementi fortissimi di strategia, le priorità e le focus aree interessate e gli obiettivi trasversali interessati. Allora, perché? Perché questo è lo schema
molto sintetico e poco chiaro, naturalmente, che la Commissione ci dà da compilare, tra virgolette, ed è quello che stiamo facendo in questo momento. Cioè andare a capire cosa all'interno del fabbisogno questo fabbisogno poi implica dal punto di vista degli obiettivi. Facciamo un esempio, no? Allora abbiamo il primo fabbisogno, migliorare la governance, io leggo il titolo, il coordinamento, cooperazione tra attori del sistema regionale della conoscenza, innovazioni e imprese. Allora, il primo esempio, vedete che noi abbiamo spuntato la Focus Area 1A, che è stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenza nelle aree rurali. Abbiamo cliccato, abbiamo spuntato la 1B, risaldare i nessi tra agricoltura, produzione agroalimentare, silvicoltura da un lato e ricerca e innovazione dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali. Abbiamo cliccato rispetto, e qui saremo sempre all'interno della priorità 1, quindi sul tema del trasferimento sostanzialmente dell'innovazione, di creare innovazione e del trasferimento di innovazione. Ma abbiamo cliccato perché nella descrizione del fabbisogno c'è uno spiccato elemento che riguarda la competitività e in particolare poi l'aggregazione. Abbiamo spuntato anche la Focus Area 3A, che dice migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di valore aggiunto per i prodotti agricoli, la produzione dei prodotti nei mercati locali, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni dei produttori e le organizzazioni interprofessionali. Ovviamente dal punto di vista degli obiettivi trasversali è stato cliccato l'obiettivo innovazione. Vi dico questo perché questa operazione contiene in sé già una scelta strategica forte. Una scelta strategica rispetto al soddisfacimento di questi fabbisogni di questo fabbisogno molto chiara, molto importante. Perché? Perché collegato a questo fabbisogno c'è una indicazione degli obiettivi che, vedete, scelte delle priorità e delle focus aree interessate, cioè gli obiettivi. Impostazione dei target, e quindi degli obiettivi quantificati in questo caso, quindi la Commissione ci ha già detto che per ciascuna focus area c'è un indicatore molto preciso, ce l'ha già definito sostanzialmente, e noi dovremo solamente indicare quanto vogliamo popolare quell'indicatore. E per popolare quell'indicatore dovremo pianificare delle misure che già la Commissione ci ha detto per quella focus area ci sono delle misure sicuramente, e te le dico anche, che sono più rilevanti di altre. Sicuramente, faccio un esempio, per il fabbisogno e per quelle focus area che abbiamo individuato, misure che riguardano il trasferimento dell'innovazione, che riguardano la consulenza, che riguardano la cooperazione, quindi nell'articolo 36, sicuramente quelle misure ci saranno sicuramente dentro. Quindi, e anche alcuni interventi più puntuali di quelli che vi ho detto. Quindi, evidentemente, abbiamo già una definizione di quello che si deve andare a fare per soddisfare quel fabbisogno. Qual è il tema della strategia? È fare queste operazioni, e poi il dottor Comacchio ve lo spiegherà in maniera più chiara, ed è soprattutto quello di individuare che obiettivo abbiamo, quantificare l'obiettivo. Dalla quantificazione dell'obiettivo potremo poi arrivare alla definizione delle risorse. Capite bene che il ragionamento di Blasi, o la fretta di proporre una individuazione delle risorse prima di aver compiuto questo processo diciamo così, precorre i tempi ed è scorretta. Non riteniamo di essere in ritardo, ritengo che tutti
tutte le 21 regioni, almeno per quanto riguarda il PSR, adotteranno una strategia, diciamo così, di prudente indicazione nell'accordo di partenariato, ma non credo sostanzialmente che quello che verrà indicato nell'accordo di partenariato adesso sia effettivamente quello che poi andremo a fare. Secondo me saranno necessari inevitabilmente degli aggiustamenti, perché ci sono talmente e tanti elementi di incertezza che dare delle indicazioni sulle risorse adesso vuol dire non aver capito nulla di quello che richiede questo processo. E io ho finito. Bene, allora abbiamo visto come siamo arrivati ad avere questo nuovo quadro dei fabbisogni. Vi ricordo che come esiste l'attuale elenco lista dei 32 fabbisogni riconfigurati, in quella lista ogni fabbisogno ha il richiamo a quelli che erano gli ex fabbisogni, cioè quelli pubblicati. Quindi la tracciabilità di quel che è avvenuto è assolutamente disponibile sia per noi che per chiunque intendesse valutare un po' il percorso che è stato compiuto anche dal punto di vista pratico. Come avete visto, il meccanismo che ci propone la Commissione, anche dal punto di vista tecnico nella predisposizione del PSR, è fondamentalmente fondato sulla coerenza di ciascuno di quei passaggi a cui siamo chiamati: analisi, SWOT, fabbisogni, definizione degli obiettivi e degli interventi. È tutto, se vogliamo, drammaticamente collegato, anche in termini proprio, quella tabella che avete visto, l'ultima, è autogenerata dal sistema, quindi quei click non vengono posti sulla tabella, ma la tabella viene recuperata dalle informazioni che sono state inserite. Quindi c'è tutta una analisi tecnica di coerenza che costringe noi, voi e chi sta lavorando sul PSR ad avere la coerenza come assoluto canale e direzione, cioè è imprescindibile, non può essere lasciato nulla al caso, perché chiaramente i conti non torneranno. Qua si tratta proprio di dire che non torneranno i conti, perché poi questo meccanismo farà sì che indicatori, risorse, obiettivi dovranno essere assolutamente equivalenti e corrispondenti. In questo lavoro un ruolo fondamentale viene svolto dalla valutazione ex ante. E allora lascio alla dottoressa Ricciardulli di Agriconsulting una esposizione del significato di questo ruolo rispetto a questo percorso che abbiamo fatto, quindi in maniera anche puntuale su quel che è stato fatto e rispetto alla generale esigenza di coerenza, cioè qual è il ruolo e quale grossissimo aiuto ci sta dando e ci darà la valutazione ex ante. Dottoressa Ricciardulli. Prima di iniziare, il mio intervento sarà breve, ma comunque prima di iniziare una premessa. Mentre il dottor Signora parlava, mi veniva in mente che questa è la quinta programmazione che quello che succedeva in passato, dove appunto diciamo venivano prima fatte, lasciatemelo dire, prima la ripartizione delle risorse, scelte strategiche, cioè un percorso proprio completamente opposto a quello che è adesso, e dove adesso soprattutto diciamo si è molto rafforzato proprio, non solo in maniera formale ma in maniera sostanziale l'apporto del partenariato. Quindi insomma è veramente, per me è veramente una grossa soddisfazione, facendo questo lavoro comunque da tanti anni, vedere questo progresso notevole, ecco. Allora, la Commissione, questo è il percorso che dobbiamo farlo insieme. Questo è proprio ripreso una figura che ho ripreso dalle linee guida per la valutazione ex ante scritte dalla rete rurale per la valutazione, dalla rete europea per lo sviluppo rurale.
e diciamo, vedete, la valutazione ex ante e la valutazione ambientale strategica accompagnano il percorso e noi siamo proprio nella prima fase, diciamo al termine della prima fase, in cui al valutatore sono state fornite tutte diciamo, il lavoro che avete fatto, vi abbiamo anche seguito, no? Vi ricordate? Durante questo lavoro, con la partecipazione ai tavoli agli incontri, scusate, che sono stati prima ricordati, e quindi abbiamo diciamo poi fornito un primo feedback. Gli altri diciamo, passaggi importanti sono quelli dopo la seconda fase, quello dopo la scusate, dopo la costruzione della strategia, e poi alla fine diciamo prima dell'invio insomma, del programma, della proposta di programma alla Commissione europea. Prima fase, siamo partiti appunto dalla descrizione della situazione iniziale, analisi SWOT e fabbisogni. E quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo praticamente verificato, il nostro lavoro è stato sostanzialmente questo, proprio ve lo spiego in maniera operativa. Abbiamo valutato se la definizione del fabbisogno era coerente con quella che era diciamo la priorità, insomma, diciamo, la collocazione del fabbisogno all'interno dell'analisi. Poi abbiamo valutato la pertinenza, la coerenza, insomma, tra fabbisogno e analisi, tra fabbisogno e analisi SWOT e anche tra il diciamo se questo punto di forza o i punti della SWOT erano sufficientemente sostenuti nell'analisi di contesto. Abbiamo poi fatto una verifica degli indicatori di contesto che erano stati elencati nell'analisi. E poi abbiamo analizzato le raccomandazioni e poi abbiamo prodotto le raccomandazioni sui fabbisogni, SWOT e indicatori. In tutto questo naturalmente si inserisce anche la verifica dei contributi del partenariato, che è alla prima, perché i contributi del partenariato, abbiamo visto, non sono stati di due tipi e quindi abbiamo in fase diciamo, di osservazione proprio sui fabbisogni oppure di proposte di nuovi fabbisogni, quindi diciamo facendo la verifica del singolo fabbisogno rispetto agli elementi della SWOT che lo sostenevano, abbiamo in contemporanea anche valutato il contributo, i vostri contributi, e poi preso in esame le proposte di nuovi fabbisogni, di nuovi fabbisogni, le vostre proposte. Questo appunto è un esempio, in questo caso vi dimostro il fabbisogno coerente con la focus area, manca, questo è una valutazione di un fabbisogno che riguarda appunto la prima priorità, l'innovazione, e poi c'è una valutazione del collegamento tra il fabbisogno, analisi SWOT e analisi di contesto. Vedete, il punto di forza è sostenuto in modo articolato dall'analisi, ma risulta opportuno includere un altro punto di forza per quanto riguarda la ricerca, e quindi quel punto di forza, diciamo, le faccine, abbiamo utilizzato il metodo delle faccine, le faccine sono sorridenti e ha una sua validità, ecco. Contributi del partenariato, diciamo, li abbiamo presi tutti, qui c'è un esempio, e
e quindi abbiamo formulato accanto ad ogni contributo diciamo qui non l'ho riportato completamente, no, per elementi chiave, e accanto ad ogni contributo abbiamo espresso un giudizio sulla sua, diciamo, appunto come si diceva prima, pertinenza, ma soprattutto insomma collocazione all'interno di questo processo. Allora, le raccomandazioni sono state tantissime, così come erano i punti di forza, diciamo i punti della SWOT e i fabbisogni che sono stati prima ricordati. In sintesi, veramente questa è veramente un'estrema sintesi. Diciamo che cosa è emerso? Che era un quadro effettivamente molto complesso, diciamo, sia nelle definizioni che a volte si ripetevano anche, cioè, e sia nella molteplicità, cioè diciamo c'erano anche un problema di di omogeneizzazione delle varie dei contenuti, insomma anche una, e appunto per evitare che ripetizioni oppure ripresa di fabbisogni che erano descritti in altri, ecco. Oppure specificazioni, alcuni fabbisogni erano specificazioni di altri che invece erano più generali. Abbiamo posto l'accento su questa necessità di comunque in questo lavoro mantenere la logica di natura trasversale che appunto prima è stata descritta dal dottor Cecchinato, perché è una diciamo è proprio il passaggio, secondo me il passaggio in avanti che si sta facendo in questa programmazione. Prima no, noi ragionavamo obiettivi, misure, no, secondo proprio una logica di intervento molto così a cascata si diceva, no? Invece adesso finalmente si è cominciato, anche la Commissione insomma nei suoi regolamenti ha cominciato a capire che per soddisfare una necessità, per rispondere a un'esigenza del territorio settoriale eccetera, possono essere necessari più strumenti. L'innovazione è un esempio, ma l'abbiamo visto anche nell'attuale programmazione, molti interventi se non fossero stati, diciamo, più che interventi, molte problematiche, se non fossero state affrontate con approcci, no? Abbiamo l'approccio integrato, il pacchetto giovani, eccetera, forse non avrebbero avuto la stessa risultanza. E quindi su questo bisognerà andare avanti perché il sistema proprio ci chiede di essere innovativi, di introdurre nuove modalità relazionali, eccetera, no? Quindi su questo penso che bisognerà lavorare parecchio anche e forse anche affrontare poi il tema, vedremo poi nel proseguo della programmazione, della semplificazione, insomma. Rispetto a queste problematiche che invece sono estremamente complesse. E poi in questa fase abbiamo raccomandato proprio di adesso non dettagliare proprio lo specifico intervento, eccetera, ma diciamo già definire, fare già scelte strategiche, eccetera, perché quello è un lavoro successivo che dovrà essere fatto diciamo con l'apporto del partenariato, ma appunto limitarsi alla definizione del fabbisogno. L'analisi SWOT allora, qui erano più tecniche le raccomandazioni, molto tecniche le raccomandazioni, cioè c'erano delle inversioni di tendenza che può essere rappresentare opportunità piuttosto che punti di forza, per esempio no, c'era un aumento, alcuni aumenti, ma diciamo non di rilievo, ecco, venivano indicati come positivi, insomma, alcune tendenze positive, che, diciamo quello può essere una tendenza che è da rafforzare, quindi un'opportunità, ma non è ancora un punto di forza. Alcuni
diciamo alcuni punti di forza oppure punti di debolezza si ripetevano, per cui magari cominciare a demarcare o li demarcate, cioè me li definite bene, capisco bene la differenza tra i due, oppure è necessario fare una sintesi, unirlo in uno, questa, allora, questo è. Allora, alcuni punti di forza o anche di debolezze che diciamo non erano molto, diciamo la cui collocazione non era molto chiara, per cui poi nel fabbisogno devo diciamo capire forse perché è stato inserito sono stati inseriti determinati, diciamo sono stati affrontati determinati aspetti. Per esempio ve ne faccio uno che ne so, il problema del controtersismo, eccetera, questi aspetti qui che non riuscivamo a capire. Poi questo diciamo ci sono delle c'è una necessità generale. Cioè noi abbiamo una serie di indicatori di contesto comuni che ci dà la Commissione europea, però questi sicuramente non sono diciamo, sufficienti per delineare il quadro regionale, e quindi la necessità di formulare degli indicatori specifici. Su questo stiamo completando di dare diciamo un contributo, perché anche la definizione, cercare un indicatore che comunque sia misurabile nel tempo dalle fonti informative statistiche o che sia proxy di quell'aspetto, ci rendiamo conto non è semplice, e vorremmo evitare il rischio che appunto talune problematiche, perché non c'è l'indicatore, vengano diciamo sottomesse in secondo piano. Torniamo, le proposte di fabbisogno dei partners, siete stati brevissimi, sono appunto come abbiamo visto tantissime. Abbiamo detto, no, sono strumenti oppure da considerare sicuramente nella successiva fase di scelte strategiche, definizione di azioni e misure, e invece, come è già stato detto, alcune proposte abbiamo raccomandato di prenderle in considerazione, o addirittura alcune di utilizzarle proprio nella definizione dei fabbisogni. Dunque, vabbè, su qual è il ruolo del valutatore? Il ruolo del valutatore naturalmente è quello di fornire delle raccomandazioni per migliorare la qualità del lavoro, in questo caso dell'analisi SWOT e della definizione, l'individuazione dei fabbisogni. Allora, al termine di tutto questo lavoro noi dovremmo formulare un giudizio finale in cui non rileviamo appunto significative carenze negli aspetti che in questa prima fase abbiamo esaminato. Altrimenti diciamo questi elementi dovranno essere oggetto di nuova revisione. Qui però diciamo, cerchiamo di non innescare un circolo vizioso per cui diciamo, rischiamo di non finire più. Ecco. Sicuramente, come ho visto prima, ci sono le scelte nazionali per quanto riguarda il primo pilastro, che avranno un'influenza, no? Anche sulla insomma, cioè può darsi che determineranno delle revisioni, quindi su quello magari diciamo possiamo intervenire, però ecco, se ci saranno nuovamente osservazioni da parte nuovi contributi del partenariato, potremmo intervenire, però diciamo ecco, è una fase che non so, manteniamo in qualche modo non lo so, aperta, però insomma ecco, il problema è cercare di andare avanti anche visti i tempi che sono molto stretti. Nel testo del PSR deve essere compresa una descrizione di tutto il processo complessivo che viene fatto, una panoramica delle descrizioni e come
e come poi le raccomandazioni sono state prese in conto. Invece la relazione di valutazione ex ante va presentata come un allegato al PSR, questo come era in precedenza, anche perché sennò diventerebbe un PSR di nuovo insomma molto pesante. Qui diciamo questo è diciamo qui dovremmo riportare proprio una sintesi, no, delle raccomandazioni, immagino, che abbiamo fatto, che tipo di, diciamo, qual è l'argomento che è stato affrontato, insomma, è stato preso in considerazione, se l'analisi SWOT, la valutazione dei fabbisogni, e poi una descrizione appunto sintetica della raccomandazione. Sicuramente non metteremo tutte le raccomandazioni che abbiamo fatto, ma ve ne metteremo per diciamo grosse categorie, e poi alla fine penso l'autorità di gestione dovrà inserire come e quando cioè come la raccomandazione è stata accolta, se è stata accolta oppure no. Grazie. Beh, sicuramente se, come diceva la dottoressa Di Ciardulli, le cose sono cambiate nel corso delle programmazioni, prendiamo atto che la valutazione sta assumendo un ruolo che qualche programmazione fa sicuramente non aveva, ed è per questo che ci teniamo e consideriamo fondamentale che abbiamo chiaro noi, ma anche e soprattutto voi, qual è il suo ruolo e qual è il contributo che può darci. Passiamo alla... Dopo aver dato conto quindi di come sta avvenendo il processo, cosa che riteniamo fondamentale, nel senso che ci deve essere una continua conoscenza di come procede il processo per capire poi i risultati. L'intervento del commissario dottor Andrea Comacchio, che va quindi all'impostazione del processo e gli strumenti della pianificazione strategica del PSR. Lascio la parola. Lascio anche il microfono. Sì. Allora, buongiorno, credo che questa mattina abbiamo avuto già un bel po' di spunti. Mi rendo conto che il tasso glicemico è abbastanza sceso, per cui anche il livello di attenzione è diciamo in via di, di esaurimento. Cerchiamo di riprendere da dove aveva lasciato il dottor Cecchinato. Questa era la slide che era stata presentata ancora al primo incontro generale del partenariato il 15 di maggio, aggiornata con diciamo, gli elementi che sono venuti in evidenza nel corso del processo. Questa rappresenta diciamo, il processo di programmazione così come definito diciamo, dalla disciplina comunitaria, e diciamo che ribadiamo che questo è tutto sommato uno snodo cruciale di questo percorso. Diciamo, la fase che ci apprestiamo a affrontare è cruciale per la corretta definizione del programma di sviluppo rurale, quindi siamo alla fase della definizione della strategia. Quali sono i riferimenti essenziali? Sostanzialmente abbiamo una parte di obiettivi generali e specifici e alcune indicazioni specifiche per l'impostazione della strategia che ci derivano dal quadro di riferimento comunitario, regolamento generale, il regolamento del FEASR e i documenti di lavoro della Commissione. Abbiamo più o meno stabilizzato un quadro dei fabbisogni che va a indicare le esigenze che la programmazione dovrà soddisfare nel prossimo periodo di programmazione. A proposito di semplificazione, questo è diciamo, il quadro generale degli obiettivi che derivano diciamo, dai documenti comunitari, quindi da Europa 2020, dal regolamento di base con gli 11 obiettivi tematici, dal nostro regolamento con le sue 6 priorità che intersecano gli 11 obiettivi tematici.
cercando di riferirsi più specificamente al nostro regolamento, alla nostra regolamentazione. Abbiamo diciamo, 3 obiettivi generali: competitività, gestione delle risorse naturali e sviluppo territoriale equilibrato, che formeranno singolarmente oggetto, diciamo, dei prossimi 3 appuntamenti con il partenariato. Le nostre 6 consuete priorità, che non sto qui a ricordarvi, divise a loro volta in 18 focus area, quindi 18 obiettivi più specifici, e poi i 3 obiettivi trasversali del regolamento: ambiente, clima e innovazione. I riferimenti all'impostazione strategica sono contenuti nello stesso regolamento, il quale all'articolo 9, chiedo scusa, relativamente ai contenuti del programma di sviluppo rurale, precisa che il programma deve comprendere una descrizione della strategia adottata che dimostri che sono stati fissati degli obiettivi appropriati. Questo è il lavoro a cui stiamo attendendo per ciascuna delle focus area. Questi obiettivi devono essere basati su degli indicatori comuni che sono previsti dallo stesso regolamento, oppure, ove necessario, su indicatori specifici indicati nel programma. Dobbiamo selezionare un set di misure per ciascuna delle focus area delle priorità dell'Unione e fondate, diciamo, su una logica di intervento oculata che sia sostenuta anche dalla valutazione ex ante e dall'analisi che abbiamo condotto fino a questo momento. La ripartizione delle risorse finanziarie tra le varie misure che sia anche giustificata e idonea a realizzare gli obiettivi prefissati. Solo leggendo questo vi vengono in mente tutti gli elementi di debolezza che scontiamo già in questa fase. Non sappiamo l'entità delle risorse totali, quindi men che meno diciamo, la relativa pesatura rispetto alle focus area e ai singoli obiettivi targetizzati, e men che meno quello che ci viene richiesto domani in Commissione Politiche Agricole, di andare a indicare le percentuali delle risorse da attribuire a ciascuna priorità, a ciascun focus area. Questo è all'ordine del giorno della Commissione Politiche Agricole di domani, perché ritengo sia in relazione all'accelerazione di cui vi ha fatto cenno il dottor Blasi all'inizio, rispetto alla esigenza di chiudere sostanzialmente sull'accordo di partenariato nei primi giorni di dicembre. Ancora, rispetto alla strategia, il regolamento indica che le esigenze particolari e connesse a, diciamo, condizioni e bisogni specifici a livello regionale o subregionale siano prese in conto e concretamente affrontate mediante pacchetti di misure appositamente concepiti o dei sottoprogrammi tematici. Che ci sia un approccio appropriato all'innovazione, incluso il partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura e dell'ambiente, le esigenze specifiche delle zone diciamo, sensibili dal punto di vista ambientale Natura 2000, nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici, che siano state prese disposizioni per assicurare una sufficiente capacità di consulenza sui requisiti normativi e sulle azioni connesse alla innovazione. Tutte queste cose trovano poi ulteriore precisazione nei documenti di lavoro della Commissione, non ancora anche questi stabilizzati. Il documento che riguarda i contenuti del programma di sviluppo rurale indica che la descrizione della strategia deve prevedere una giustificazione dei fabbisogni selezionati e la scelta di obiettivi e priorità sulla base degli elementi giustificati dall'analisi e dalla valutazione dei bisogni, quindi nuovamente sottolineatura sulla fase cruciale dell'analisi e dell'individuazione dei fabbisogni e della loro importanza per la giustificazione poi della strategia e delle scelte del programma, la scelta e la combinazione e la giustificazione delle misure di sviluppo rurale per ciascuna focus area, una descrizione su come saranno affrontati i temi trasversali innovazione, clima e ambiente,
una tabella riepilogativa della logica di intervento che mostra le priorità e le focus area selezionate e gli obiettivi quantificati e la combinazione delle misure da utilizzare per raggiungerli. Ancora una descrizione delle azioni previste per facilitare l'attuazione del programma e una descrizione della funzione consultiva per garantire la consulenza e il supporto adeguato all'attuazione del programma. Concetti che sono poi ripresi anche nel documento di lavoro che riguarda SFC e ulteriormente precisati dal punto di vista operativo, ve li risparmio. Diciamo che questa è la casa che dovremmo costruire, facendo attenzione che più che una casa non diventi una prigione, nel senso che non diventi poi una gabbia anche per noi, infatti manca una parete. Allora, la strategia deve rispondere in maniera puntuale al quadro degli obiettivi, diciamo, e dei fabbisogni che siamo andati a definire. Deve essere fondata su quel quadro dei fabbisogni che vi ha illustrato il dottor Cecchinato e deve prevedere il percorso e le valutazioni degli elementi che sono stabiliti dalle disposizioni comunitarie pertinenti. La strategia indica, diciamo, una selezione dei fabbisogni adeguatamente giustificare e quindi una loro pesatura. Ne abbiamo 32, alcuni sono più importanti, altri un po' meno, quindi anche lì ci sono delle valutazioni che devono essere oggettivamente condotte. Può prevedere la scelta di priorità e focus area adeguatamente motivate sulla base dell'analisi del quadro del fabbisogno. Richiede l'individuazione e la scelta di obiettivi e di target quantificati, quindi questo è l'altro lavoro da fare, quantificare, dopo aver identificato gli indicatori, qual è il valore, diciamo, di arrivo all'obiettivo. La definizione dei target e delle misure avviene per ciascuna focus area. Allora, il dove siamo l'abbiamo capito con l'analisi, il dove vogliamo arrivare con i fabbisogni e con diciamo poi la loro indicizzazione, il come è la strategia e le misure. Come ci arriviamo lo definiamo con la strategia e con le misure. Ecco il motivo per cui diciamo, c'è di nuovo la sottolineatura sulla crucialità della fase, alla luce, diciamo, degli obiettivi trasversali, delle focus area, delle priorità, degli obiettivi generali che ci dà la regolamentazione. Che cosa possiamo dire per iniziare qualche ragionamento rispetto alla nostra situazione? Allora, il processo di pianificazione riconosce ed assume alcuni elementi prioritari, le priorità generali, gli orientamenti strategici e quelli che qui sono chiamati aspetti chiave. Le priorità generali noi le abbiamo rilette a partire dall'agenda delle priorità strategiche della conferenza regionale dell'agricoltura che si è conclusa nel 2011. Ve ne ha accennato questa mattina l'assessore Manzato: competitività, innovazione, sostenibilità e governance. Il tema centrale a tutte è quello, diciamo, della risorsa umana e del suo sviluppo e del suo ruolo nello sviluppo di tutti questi elementi prioritari nel nostro contesto. Accanto a queste priorità generali avremo diciamo, degli orientamenti strategici che sono relativi, diciamo, all'approccio che dovremmo seguire, che riguardano la territorializzazione. Diciamo, c'è un lavoro importante in corso anche a livello nazionale, zone rurali, zone svantaggiate, aree interne, eccetera, di cui dovremmo in qualche modo necessariamente tener conto. C'è tutto il tema della integrazione che è intesa non solo tra misure ma anche tra soggetti, quindi ragioniamo in termini di pacchetti di misure, ma ragioniamo anche in termini di integrazione tra pubblico e privato e tra soggetti privati per la realizzazione degli obiettivi della programmazione. C'è tutto il tema della concentrazione su temi e delle risorse per aree tematiche. C'è il tema della cooperazione che riguarda sempre l'integrazione, ma è un concetto un po' più ampio.
non solo per quanto riguarda la specifica misura, ma diciamo cooperazione tra tutti i soggetti che saranno coinvolti nella gestione a partire anche dal partenariato. C'è il grosso tema della progettualità, recentemente qualcuno ha accusato che non basta il livello di spesa conseguito, ma che serve anche qualità nella spesa, e questo ovviamente è una funzione derivata della qualità della progettualità che saremo capaci di mettere in campo. Sempre il tema della sostenibilità e dell'efficacia gestionale. Non parliamo di semplificazione, perché mi sembra di prenderci in giro a fronte della complessità del quadro, solo del quadro degli obiettivi che abbiamo davanti. Anche se quello è un obiettivo che comunque ci deve sempre guidare, che dobbiamo sempre tenere presenti. Alcuni aspetti chiave e che sono in questo momento diciamo ancora un lato molto oscuro della medaglia, il discorso della complementarità tra i fondi del quadro strategico comune, le relazioni tra le diverse zonizzazioni che abbiamo davanti, aree interne, aree rurali, montagna, eccetera, la possibilità o meno di attivare sottoprogrammi, il tema dell'integrazione a livello di sviluppo locale e formule di sostegno diverse e diversificate. Un tema che abbiamo sul tappeto è tutto il tema sugli investimenti, del sostegno in conto capitale o in conto interessi, l'accesso al credito, eccetera. Allora, il processo, partendo da questi presupposti che vi ho molto malamente e sinteticamente enunciato, si articola attraverso la valutazione, abbiamo detto più volte, attraverso la valutazione e definizione di obiettivi correlati alle singole focus area. Questi obiettivi devono definire i traguardi e i risultati che dobbiamo ottenere per far fronte e rispondere ai fabbisogni che contraddistinguono ciascuna focus area. Si articola in una o più linee di intervento per ciascuno di questi obiettivi funzionali al conseguimento dei target definiti. Il processo, infine, recepisce e applica ai fini della possibile valutazione e combinazione delle linee di intervento le condizioni vincolanti e obbligatorie che ci derivano dal contesto comunitario e nazionale, e quindi regolamenti generali, atti delegati, documenti di lavoro e nazionali accordo di partenariato, e applica necessariamente alcuni criteri ed elementi qualitativi riconosciuti e condivisi a livello regionale. Qui ne vedete elencati alcuni: l'agenda delle priorità, gli esiti, i risultati del PSR 2007-2014, la presenza o l'introduzione di particolari norme, strumenti e pianificazioni, situazioni di crisi e disagio specifiche e accertate. Questo è l'elemento un po' più aleatorio, perché pensiamo ad esempio all'impatto che potrebbe avere l'applicazione del primo pilastro con diverse modalità di regionalizzazione possibile e di convergenza possibile su settori rilevanti quali la zootecnia o il tabacco nel nostro territorio, quindi capaci di generare dei fabbisogni che in questo momento non siamo neppure in grado di valutare. E partendo da questo, diciamo alcuni elementi critici, a prescindere l'imponderabilità delle relazioni tra primo e secondo pilastro, su cui vi ha intrattenuto il professor Farascarelli abbondantemente, dobbiamo considerare che abbiamo ancora una grossa alea su molti elementi importanti. Il primo tra tutti, è già stato detto, i regolamenti non sono ancora conosciuti nella versione definitiva, nel senso che non sono ancora formalmente approvati. Gli atti esecutivi e gli atti delegati non sono ancora disponibili in forma completa, ne conosciamo dei pezzi o abbiamo dei documenti di lavoro parziali o per blocchi. Il piano finanziario è tutto da definire. È vero che c'è la proposta sul tavolo di confermare la disponibilità attuale
di risorse del FEASR per ciascuna regione, però non ci è noto al momento il livello di cofinanziamento statale, quindi Stato più regione, e non ci è noto soprattutto se avremo dei margini di premialità derivanti, diciamo, da una efficienza della spesa superiore alla media nazionale, e poi quindi tutto il tema delle risorse e soprattutto la parte normativa e in particolare anche la parte nazionale. L'accordo di partenariato, noi ne abbiamo l'ultima versione, diciamo, più o meno completa che abbiamo avuto risale al 15 di luglio, poi abbiamo avuto dei documenti di evoluzione ma che non affrontavano mai completamente e interamente tutto il tema dell'accordo. Questo è nuovamente il percorso che dobbiamo fare assieme. In questa fase, quindi, oggi è il primo incontro generale che dà l'avvio, diciamo, al confronto sulla predisposizione della strategia di intervento. Seguiranno 3 interventi tematici per, diciamo, arrivare all'inizio del nuovo anno con una proposta tecnica di PSR per l'avvio, diciamo, delle approvazioni in sede istituzionale. Poi avremo ancora più avanti degli incontri di presentazione una volta che sarà approvato, e infine un incontro generale col partenariato sul PSR. Abbiamo come sempre 2 momenti, quello come oggi e gli incontri generali che hanno una valenza di carattere informativo, e poi avremo una consultazione diretta con i partner che fanno parte del tavolo, una consultazione che anche in questa fase sarà una consultazione online sulle proposte che vi verranno sottoposte. Questo è, diciamo, il cronoprogramma delle attività. Potete già prendere nota delle date dei prossimi appuntamenti. Dovrebbero essere abbastanza stabili, 4, 11 e 18 di dicembre, sempre di mercoledì. Dal 23 di dicembre, capisco la perplessità, avvieremo la fase di pubblicazione di consultazione online per arrivare alla pubblicazione delle osservazioni al 20 di gennaio e a una valutazione delle osservazioni, sperando che non siano ancora 486, per la fine di gennaio. Questa è la proposta di organizzazione degli incontri prossimi di partenariato, quindi degli incontri informativi. Il primo dovrebbe essere dedicato alle priorità 1, 2 e 3, quindi alla innovazione e alla competitività, e dovrebbero essere strutturati più o meno tutti sullo stesso format, con delle diciamo, proposte relative alla strategia, un prontuario delle misure rilevanti per le tematiche che sono proposte, quindi andando dal regolamento, del regolamento e dei documenti di lavoro della Commissione, degli interventi programmati da parte del partenariato, e un momento di approfondimento su dei temi puntuali, che potranno essere per il primo l'innovazione, per il secondo la montagna e per il terzo l'approccio multifondo e la governance. Il secondo sarà sulle priorità 4 e 5 e infine il terzo al 18 dicembre sulla governance e sulla priorità 6. Più o meno questo è tutto per il momento, e questo dovrebbe essere l'auspicio, il fatto che partecipare e condividere è interesse di tutti. Vi ringrazio dell'attenzione. Bene, mi pare che siamo in
perfetto orario, questo già un buon auspicio per i nostri lavori rispetto al passato. Ora c'è sicuramente lo spazio per possibili già interventi che ci rendiamo conto. Abbiamo presentato un quadro di lavoro, una prospettiva di lavoro, però se già su questo ci sono dei chiarimenti, dei quesiti, delle condivisioni che possono essere utili, ovviamente è assolutamente importante poter già tener conto magari anche di ulteriori vostre considerazioni. Rispetto al programma dei lavori illustrato poco fa da dottor Comacchio, giusto per capire un po' anche il nostro approccio al metodo di lavoro, considerato che siamo costretti a lavorare continuamente con l'analisi, lo studio di disposizioni che escono quotidianamente, perché questo è lo stato di fatto, e questo vale per noi e vale per voi che contribuite e collaborate alla predisposizione del PSR. E quindi c'è un'attività contestuale di valutazione e recepimento delle disposizioni e di predisposizione di PSR. È un processo abbastanza complesso, abbastanza pesante, però non c'è altro modo di procedere. Per questo i prossimi incontri, che ripetiamo sono mirati a questo punto agli obiettivi dello sviluppo rurale, quindi competitività obiettivo 1, sostenibilità obiettivo 2, equilibrio territoriale obiettivo 3. Sono i 3 grandi obiettivi dello sviluppo rurale. Chiaramente dietro questi obiettivi riconosciamo anche le priorità, no? E quindi dal primo obiettivo competitività lo associamo normalmente alla priorità 1, 2 e 3, il secondo obiettivo sostenibilità alle priorità 4 e 5 relative all'ambiente e alle risorse, e l'obiettivo dell'equilibrio territoriale fondamentalmente alla priorità 6, che ha una accentuazione sotto quel profilo. Quindi questi saranno il filo conduttore attraverso il quale andremo a valutare le proposte di strategia da sottoporre appunto alla vostra attenzione. Era importante aver chiaro che ai fini della lettura e del pensiero di quelle proposte dobbiamo assolutamente tener conto di tutto questo quadro che ci indirizza e ci guida in maniera anche molto puntuale, in qualche caso stretta. Nell'ambito degli incontri prevediamo di fare un approfondimento sulle misure, quindi stiamo parlando sulle misure, o almeno sulle principali, perché ovviamente anche quello è un lavoro abbastanza pesante, che prevede il regolamento, contando che entro metà dicembre possiamo avere anche una bozza definitiva di regolamento. Tenete conto che per quanto riguarda le misure il regolamento ha poco o scarso significato, nel senso che il quadro che definisce è molto vago e limitato. Le misure sono definite poi dai regolamenti applicativi, ci si dice che saranno pubblicati tra marzo e maggio dell'anno prossimo i regolamenti applicativi, quindi a PSR a Bruxelles. Questa è la situazione. Perché altra cosa che dovremo tener conto rispetto alle scadenze di cui si parlava stamattina con Blasi, allora presentare l'accordo di partenariato è fondamentale e condizionante anche per noi, perché da quel momento scattano i 3 mesi per presentare il PSR. Quindi è per quello che non ci va molto tutta questa grande fretta a livello nazionale, perché nel momento in cui sarà presentato formalmente l'accordo di partenariato, scatteranno i 3 mesi per presentare il PSR. Questo vorrebbe dire che marzo, in questo momento, è la deadline se si conferma che l'accordo va a Bruxelles a dicembre, e va a Bruxelles formalmente. Questo non si è capito se stiamo parlando di una bozza che va a Bruxelles, come ci auguriamo, o della presentazione ufficiale, perché se è la presentazione ufficiale da lì decorrono i termini. Ecco, qualcuno sostiene appunto quanto sia possibile fare questo in mancanza addirittura di una norma pubblicata. Allora, le norme pubblicate, notizie di settimana fa del Ministero, entro il 31 dicembre la Commissione intende pubblicare tutti i pacchetti legali in atto. Quindi regolamento generale, PAC, con tutti i suoi collegati, sviluppo rurale, eccetera. Quindi al più tardi entro il 31 dicembre. Da lì decorrono tutti i termini previsti, quindi
presentazione dell'accordo, presentazione del PSR. Certo che se noi presentiamo l'accordo prima ancora che escano i regolamenti, allora la faccenda si ingarbuglia. Comunque diciamo che a far data dal 31 dicembre ci sono 3 più 4 mesi, sono 6 mesi, 7 mesi per presentare il PSR, non di più. Quindi la data più favorevole sarebbe giugno del 2014 fondamentalmente. Se viene presentato l'accordo di partenariato prima della sua scadenza, si torna indietro fino a marzo. Questo è il quadro. Quindi noi riteniamo che comunque nell'ambito di questi incontri sia importante avere una conoscenza il più possibile dettagliata di cosa sono queste misure di cui poi dovremo prevedere l'applicazione, perché allo stato attuale la situazione è che queste misure non sono neanche ancora conosciute o conoscibili perché non abbiamo un regolamento definitivo e quasi tutte prevedono delle fiche tecniche, delle schede tecniche attuative di cui noi disponiamo in bozza, ovviamente in inglese, e che prevedono di fatto la loro vera applicazione. Quindi vogliamo condividere con voi, almeno per le misure più rilevanti, le notizie fondamentali che sottendono alla messa in atto delle misure, perché è difficile pensare a che interventi noi vogliamo attivare se non sappiamo neanche di che tipo di interventi stiamo parlando. Quindi questo sarà un piccolo focus degli incontri, avere un aggiornamento su che tipo di misure prevede il regolamento. E poi, a parte gli interventi del partenariato che noi vorremmo programmati, cioè strutturati già in modo tale che potendo ottenere magari le proposte anche qualche giorno prima, già gli interventi durante gli incontri possano essere in qualche modo sul pezzo, cioè che riguardino già le proposte, insomma, perché abbiamo bisogno di essere molto operativi. Nell'arco dell'incontro, rispetto a quegli aspetti chiave di cui si parlava stamattina, abbiamo detto che l'impostazione prevede delle priorità, che sono i cardini fondamentali, degli orientamenti che sono le direttrici. Gli aspetti chiave sono alcuni punti che vanno risolti possibilmente anche preliminarmente per capire dove vogliamo andare. Quindi nell'ambito dei 3 incontri cercheremo di affrontare almeno alcuni più rilevanti di questi aspetti chiave, cercando di vedere quali sono i pro e quali sono i contro, perché anche su quelli, stante il quadro di variabilità che abbiamo, ma comunque è importante che abbiamo chiaro che ci sono dei vantaggi e degli svantaggi e quindi qual è il calcolo costi-benefici che si può fare per dire facciamo una cosa piuttosto che un'altra, come sarà l'applicazione delle aree interne, cosa facciamo per la montagna, perché i sottoprogrammi possono essere utili o possono essere non utili, eccetera, eccetera. Questo quindi è quindi saranno incontri anche continueranno ad essere di aggiornamento e di messa a punto di PSR, in modo tale che questo cammino possa amalgamare sempre di più il nostro stato di conoscenze e cercare di fare in modo che le vostre osservazioni, anche le prossime, siano sempre più puntuali, perché questo è fondamentale. I tempi che avete visto al cronoprogramma sono terrificanti, quindi cercheremo di prorogarle ben oltre le vacanze di Natale, ovviamente, perché sennò sarebbe assurdo. Quindi già il 20 gennaio è la scadenza che orientativamente abbiamo previsto, ma anche quella ovviamente, ripeto, è legata poi alla scadenza per la presentazione del PSR. Ricordiamoci che bozze e stesure varie dovranno comunque dopo finire anche in Consiglio regionale oltre che in Giunta, quindi solo questo determina una serie di tempi che sono assolutamente complessi. Allora mi fermo, ripeto, siamo qua anche per rispondere già a qualsiasi questione vi possa essere venuta stamattina o qualche chiarimento o qualche puntualizzazione. Avremo molto piacere di sentire le vostre domande. Bene, quindi mi pare di capire che o siamo stati molto ma molto chiari o molto molto devastanti, quindi c'è bisogno di digerire ed elaborare tutto questo. L'appuntamento è per il 4 dicembre con il primo incontro. No, c'è forse, ecco, ho sollecitato una domanda. E quindi signora Metasala.
andranno programmati futuri interventi di partenariato. Come funziona proprio in termini tecnici? Allora, è chiaro che dunque la Regione sul partenariato ha fatto delle scelte che riteniamo anche molto chiare, anche molto condivisibili e comprensibili, cioè questa situazione che viviamo in questa sala è la situazione di partenariato generale in cui noi sollecitiamo e vogliamo l'accesso di tutte le componenti possibili e immaginabili che hanno a che fare con lo sviluppo rurale. C'è poi un passaggio che richiede di avere dei filtri proprio per assicurare dei meccanismi anche di efficacia dell'azione, e quindi attraverso la delibera regionale dello scorso luglio sono stati individuati 90 soggetti che sono i rappresentanti del settore per quanto riguarda la regione. Lì ci sono dei criteri che sono stati approvati dalla Giunta, ci sembra che siano molto chiari e anche quelli pertinenti, quantomeno poi condivisibili è sempre difficile, ma abbiano una loro logica. C'è bisogno assolutamente di avere dei filtri di rappresentanza che siano in grado poi di portare le osservazioni verso il percorso dovuto. Se parliamo di 3 giornate che saranno le prossime, con tutta la disponibilità che riusciremo a garantire anche in termini di tempo, quindi dai 30 minuti ai 60 minuti, ma anche qua chiaramente dovremo fare delle scelte. Allora, fermo restando che a parte gli interventi programmati ci sarà spazio come in questo momento, per gli ulteriori interventi. Questo era solo per cercare di strutturare e di avere delle proposte anche immediatamente, almeno quelle più rilevanti. Quindi ci saranno le 2 finestre, alcuni interventi programmati che servono ad aiutarci tutti a riflettere, e poi lo spazio naturale delle domande aperte a tutti. Chiaro che gli interventi programmati non potranno essere più di 3 o 4 per incontro. Stiamo ovviamente valutando, non è una scelta facile, come abbiamo fatto con la conferenza quando nei pomeriggi ai laboratori dovevamo individuare una quindicina di testimoni privilegiati, sono state fatte delle valutazioni normalmente tecniche rispetto alla competenza e all'esperienza che si richiedeva per quell'obiettivo. E quindi anche in questo caso, in funzione degli obiettivi, prevederemo che ci sia per esempio sempre la presenza dell'impresa agricola nelle sue rappresentanze, perché è ovviamente il soggetto trasversale. I soggetti che garantiscono quel discorso della cooperazione, l'integrazione, quindi la cooperazione, l'associazionismo nel settore agricolo e rurale, le componenti ambientaliste che hanno ovviamente una particolare pregnanza soprattutto nel caso dell'obiettivo sostenibilità, alcune componenti nel terzo incontro che riguarda lo sviluppo equilibrato territoriale sono ovviamente legate agli interventi di sviluppo locale, quindi sicuramente ci sarà un GAL o la rappresentanza dei GAL, vedremo eventualmente altre situazioni di rappresentanza locale, quindi stiamo individuando i punti forte tenendo conto che chiaramente stiamo parlando di 10-12 interventi programmati che quindi saranno nei prossimi giorni definiti con questa logica, cioè, e questo dipende molto anche da noi e dai tempi che sono molto ristretti. Gli interventi possono essere programmati bene se riusciamo a fornire almeno a questi soggetti alcuni materiali, se non altro con almeno un paio di giorni di anticipo, perché diversamente è difficile commentare qualcosa che si vede in mattinata, quindi capirete che il tutto è in costruzione. Quei 10-12 rappresentanti dovranno assicurare rispetto ai 3 obiettivi dello sviluppo rurale la massima rappresentatività, salendo, voglio dire, quindi dei diversi soggetti e dei diversi aspetti che verranno tenuti in considerazione. Spero di essere chiaro, anche se non è propriamente semplice. Allora, vi ringrazio tutti a nome ovviamente mio, di Comacchio, di Cecchinato e dell'assessore della presenza. Ringrazio anche chi ci ha seguito in streaming.
Ci auguriamo che anche queste modalità di informazione, come abbiamo visto stamattina, e fortunatamente anche grazie sicuramente alla grande professionalità dei collaboratori dell'azienda Veneto Agricoltura, che hanno assicurato cose che non sempre funzionano quando ce n'è bisogno, come i 2 collegamenti di stamattina. Quindi un ringraziamento, perché sono stati poi realizzati e progettati in tempi proprio anche molto molto ristretti. Grazie a tutti voi e appuntamento al 4 dicembre, eventualmente per questioni e chiarimenti, come sempre la direzione è a disposizione.